Cara Michelò, ruote libere, guardate che bella sorpresa questa mattina. Apriamo l'ultimo giorno di marzo veramente con questa gradita sorpresa. Sono venute a salutarci queste due meravigliose sorelle, la mia principessa che è qua seduta vicino alla Mirella. Certo Sveglia Venezia aveva portato fortuna, quanta strada avete fatto. E saluto anche Carlo Salvan, presidente Coldiretti Rovigo. Buongiorno Presidente, che piacere anche lei averla ospite. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti i suoi telespettatori. Allora Presidente, io partirei proprio da lei perché poi con loro abbiamo solo notizie positive, allegria, ottimismo, mentre da Coldiretti sentiamo come sta andando e cosa ci racconta il Presidente Salvan. Allora, cos'è che la preoccupa più di tutto, Presidente, in questo momento? Anche noi siamo in stato confusionale. Prego. Due cose, il cambiamento climatico e le politiche di carattere commerciale internazionale, che per un'agricoltura come quella veneta e soprattutto come quella italiana la vocazione all'export è un'esigenza ormai imprescindibile. E dall'altro che dicevo appunto il cambiamento climatico, perché siamo appena reduci di una stagione particolarmente piovosa, oltre che con anche fenomeni di grandine inaspettata, senza dimenticare la gelata che in qualche modo si è fatta sentire tra il 18 e il 19 marzo. Quindi oggi direi che le due tematiche principali che l'agricoltura è tenuta ad affrontare sono proprio questi. Presidente Salvan, quello che non riusciamo a capire come mai questa agricoltura, che è una fonte di vita per tutti noi, non riesce ad avere il rispetto che dovrebbe avere. E questo proprio, diciamo, colpa dell'uomo, che forse ha esagerato un po' troppo, perché il cambiamento climatico non è dovuto a causa nostra o a causa vostra, è dovuto a qualcuno che non ha capito di rispettare l'ambiente. Quanto è importante per l'agricoltura il rispetto dell'ambiente? Perché voi anche negli ultimi anni, io penso che ci sia stato anche un cambiamento di passo, state cercando di dare il meglio, di far capire l'importanza. Però quello che vediamo è assurdo. No, scusa Presidente, devo fare la domanda. Ma cosa sei che frague grosse così, Presidente, che non sa da niente? No, Presidente, le prego, Presidente, toglietele dal mercato, Presidente. No, perché veramente è una roba bellissima. Pensa Biancanevi, 7 anni, quando vede questa roba, te mangi e ti dici, ma cosa sia sta roba? Presidente, cosa sta succedendo? Ma siamo veramente garantiti su quello che mangiamo oppure c'è qualcosa che non sappiamo? Perché non riusciamo a capire, pur di vendere il bello. Cos'è il bello? Io direi che sarebbe ora di parlare di buono, di sano più di bello. Prego Presidente Salvan. Queste sono proprio le battaglie che ormai da diverso tempo Coldiretti sta portando avanti. L'ultima, la più recente, è proprio stata fatta il 19 di marzo, il giorno della festa del papà, davanti all'autorità per la sicurezza alimentare che si trova a Parma, l'autorità europea, perché abbiamo chiesto proprio delle procedure, dei metodi che diano trasparenza e certezza anche all'introduzione di cosiddetti nuovi cibi, come i cibi cellulari, i cibi sintetici o altre cose di questo tipo. Ma è un modo anche per richiamare le istituzioni comunitarie, oltre che quelle delle singole nazioni, ad avere dei processi di trasparenza basati sull'etichettatura, sull'indicazione obbligatoria dell'origine, sulla reciprocità di quelli che sono i metodi di produzione. Lei ha citato prima le fragole grandi come una mela, ma potremmo fare dei casi quasi infiniti dove purtroppo l'esigenza di avere accordi commerciali sempre più spinti ci porta ad importare dei prodotti agricoli, dei prodotti alimentari da paesi dove purtroppo i standard produttivi, sia nell'utilizzo delle molecole chimiche, sia nell'utilizzo dei mezzi tecnici, ma anche sulla manodopera purtroppo, compresa quella minorile, non sono assolutamente paragonabili a quelle delle nostre imprese venete ed italiane. Quindi stiamo lottando veramente con molta energia e con molta grinta per fare in modo che questa reciprocità, questo equilibrio tra commercio, produzione e anche economicità dei prodotti venga rafforzata. Lei ha citato prima una cosa molto importante, di cosa pensiamo noi dell'ambiente. Ecco, purtroppo proprio per questi motivi, anche per un racconto che alle volte è molto distante dalla realtà, l'agricoltore o l'allevatore o anche il pescatore sono stati definiti troppo spesso come nemici dell'ambiente. Ecco, in realtà dobbiamo assolutamente sfatare questo orientamento e far capire che invece noi abbiamo assolutamente bisogno di un ambiente capace di poter fare in modo che le nostre aziende siano operative, siano redditizie, ma siano anche sostenibili sotto un profilo ambientale. E il primo custode riteniamo che siamo proprio noi agricoltori, noi allevatori, noi
pescatori, per fare in modo che questo patrimonio non solo ambientale ma anche agroalimentare venga mantenuto e preservato e messo a disposizione di tutti. Anche perché sentir parlare i viticoltori di pesticidi anche là fa molto riflettere. Abbiamo proprio tutto sotto controllo, Presidente Selvanchi, in merito di questi pesticidi? Perché sai, io ho avuto un prete anche importante, il quale ha detto: sai Mirella, vengono a confessarsi le mogli di certe persone e ci raccontano che vanno a prendere questi pesticidi all'estero, poi ce li portano qua e li mettono nei terreni. Questo l'ho detto lui davanti alle telecamere, perciò non posso essere smentita. Non tutti, ma qualcuno. Ma siccome che in Italia i furbi sono ormai una quotidianità, perché ne abbiamo tantissimi di furbetti, ecco, secondo lei abbiamo le cose sotto controllo? Oppure tanto dopo alla fine paga sempre Pantalon, che siamo noi altri che compriamo e mangiamo, perché la colpa non è mai di nessuno. Cosa ci racconta, Presidente? E intanto dobbiamo abbandonare la parola pesticidi, lo dico un po' con il sorriso, anche se in realtà è una traduzione della parola inglese che viene utilizzata in maniera molto frequente, ma io preferirei chiamarli o prodotti fitosanitari o agrofarmaci, perché come abbiamo noi vicini come esseri umani quando stiamo male, anche le nostre piante e i nostri animali quando stanno male hanno bisogno delle loro medicine. Questo non vuol dire però consentirne un utilizzo indiscriminato o in maniera impropria, ma piuttosto avere una garanzia di salubrità che otteniamo e degli allevamenti che effettuiamo. Dall'altro lato abbiamo degli standard di produzione, di controllo e di verifica che non hanno uguali, perché anche quello che si trova banalmente nei supermercati vengono sottoposti anche attraverso le cooperative di raccolta del prodotto o dei consorzi o di altre entità analoghe a queste a severe procedure di controllo e di reggimentazione sia in campo, sia in raccolta, sia dopo nella distribuzione, con analisi anche sui cosiddetti residui, molti residui all'interno ad esempio della frutta e della verdura, per fare un esempio. Quindi abbiamo veramente degli standard di controllo e di qualità elevatissimi, che sono proprio quelli che in qualche modo ci stanno preoccupando, nel senso di avere quei prodotti che invece vengono dall'estero e che vorremmo che fossero le stesse caratteristiche, gli stessi elementi dei prodotti. Questo per ricordare che dobbiamo assolutamente avere un'agricoltura capace anche di affrontare eventi non solo di carattere climatico e ambientale, ma anche di affrontare problematiche diverse. Pensiamo ai nuovi insetti, come la cimice asiatica di qualche anno fa, che è ancora presente nel nostro sistema, o come del granchio blu all'interno delle lagune dei nostri mari, ma si parla anche di problemi di carattere fitosanitario di determinate produzioni ortofrutticole, che hanno necessità di aggiornamento di questi prodotti nuovi e più sostenibili e soprattutto meno dannosi per la salute umana, ma che abbiamo anche bisogno di mettere insieme a delle nuove tecnologie di carattere genetico che ci consente di avere piante ed animali più resistenti e meno bisognosi di questi interventi chimici. Il fronte è assolutamente di carattere europeo, perché dobbiamo distinguere quelli che sono i vecchi OGM conosciuti circa 20-30 anni fa dalle nuove tecnologie di evoluzione assistita, sulla quale anche l'Italia può già avere un'ottima base scientifica da mettere a disposizione del mondo agricolo. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora intanto faccio una premessa, Mirella, prima di avvicinarmi al discorso del Presidente della Coldiretti. Allora, io ho saputo, Mirella, ho sentito che ci sono alcune scuole che hanno chiuso praticamente perché per festeggiare il Ramadan. Allora, io premetto che non sono d'accordo con questa cosa, perché non è possibile che i bambini italiani devono essere costretti a subire queste situazioni, ok? Perché intanto il nostro paese, ricordiamolo, l'Italia è un paese cattolico non musulmano. Chiudo la parentesi. Allora, per avvicinarmi al discorso del Presidente, voglio dire solo questo. Allora, io so che ci sono ultimamente degli aerei che buttano, io non lo so, nell'aria, stanno inquinando l'aria con dei veleni, adesso io non lo so di preciso che cosa sono, e durante la sera con l'umidità si appoggiano nell'agricoltura, vengono giù. Quindi che cosa mangiamo, Presidente? Il povero cittadino cosa mangia? I veleni che buttano giù gli aerei, perché so che buttano fuori amianto
che naturalmente è messo dentro all'interno del carburante, amianto, cadmio e poi altri minerali che non sto qui a elencare. Quindi ci sono veleni di grosso calibro all'interno del carburante degli aerei. Ecco, con questo vi saluto e se potete darmi delle risposte. Grazie, buona giornata. Allora sentiamo come risponde il Presidente Salvant per quello che lo riguarda, per quello che può dire naturalmente. Prego, Presidente. Ammetto la mia impreparazione in materia di aeronautica civile e militare, ma sicuramente è una cosa che eventualmente è da verificare con dati alla mano. E quello che noi vogliamo però evidenziare è la necessità di preservare la qualità dei nostri suoli, delle nostre acque e della nostra aria, perché sono necessari anche a noi per svolgere la nostra attività. Abbiamo anche magari bisogno di utilizzare tecnologie nuove rispetto a quelle già esistenti per poter effettuare magari trattamenti in situazioni un po' particolari, ad esempio con l'utilizzo dei droni che oggi si stanno integrando sempre di più all'interno della nostra attività agricola, anche in pianura come pure nelle zone un po' più impegnative come collina e montagna. La piovosità banalmente di queste ultime settimane ha ad esempio impedito ad alcuni agricoltori di effettuare concimazioni e trattamenti sia di piante orticole che di piante cerealicole. Allora ecco che l'attività del drone può diventare utile, anche se oggi purtroppo ha ancora scarsa normativa di utilizzo per consentire alle aziende di poterlo implementare sempre di più e sulla quale ci stiamo in qualche modo confrontando. Dopodiché voglio ricordare una cosa. L'attività agricola è responsabile del 7% delle emissioni di anidride carbonica nel suo complesso, quindi c'è un 93% di altre emissioni che deriva dal trasporto, sia aeronautico sia di terra che di altro tipo, dalle emissioni delle attività industriali e non, quindi c'è un panorama molto ampio di cui la pianura padana di cui facciamo parte purtroppo è ritenuta una delle più aree inquinate d'Europa per quanto riguarda appunto l'aria. Quindi c'è sicuramente uno sforzo da fare, ma c'è anche da riconoscere proprio il ruolo dell'agricoltura anche nell'assorbire questa CO2, nell'assorbirla nei nostri appezzamenti e nelle nostre coltivazioni per sottrarla rispetto all'ambiente generale. Quindi un'occasione in più per ricordare il ruolo dell'agricoltura all'interno di questa particolare problematica. Allora adesso andiamo a conoscere Ruote Libere, andiamo a vedere questa visita al faro di Bibbione e questi murales e poi sentiremo cosa ci dicono le due principesse che sono qui questa mattina. Andiamo a vedere. Amici, oggi per la prima volta visitiamo un faro. Sì, vi portiamo con noi al faro di Punta Tagliamento. Situato nella zona est di Bibbione, vicino alla foce di Tagliamento, è circondato dalla natura. Costruito nel 1913, da allora è diventato un punto di riferimento notturno per i marinai ed è visibile da una distanza di 15 miglia dalla costa. Pensate che c'era un guardiano che se ne prendeva cura e manteneva vivo il fuoco. Poi nel 1973 il faro è stato automatizzato. È affascinante pensare a quante storie il faro potrebbe raccontare, dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri. È stato testimone di tanti eventi. Oggi è un luogo di pace e serenità. Al suo interno vengono organizzati spesso eventi culturali e mostre ed è completamente accessibile ai visitatori. E per arrivare qui è stato facilissimo, vero Ale? Abbiamo preso la navetta accessibile e gratuita presso l'ufficio turistico che ci ha portate proprio davanti all'ingresso del faro. Se non l'avete ancora visitato, salvate questo reel e preparatevi per una bellissima avventura. Lo sapete che a pochi chilometri da Venezia c'è un paese ricoperto da murales di stili e soggetti. Le trovate sparse per le vie della città, nei quartieri residenziali e nelle facciate delle scuole. Mi sono piaciuti molto, amici. Ma dove siamo, Ale? A Dolo. Amici, lo conoscevate? Salvate il reel e seguiteci per scoprire altri luoghi accessibili in Veneto. Allora avete visto che posti bellissimi abbiamo anche a due passi da casa. Allora Alessia, intanto iniziamo da Alessia, intanto sei diventata bravissima, complimenti, ma soprattutto questa voglia, questa energia che hai, forse anche perché riesci a capire che qualcuno ha fatto dei passi in avanti per dare a te l'opportunità di arrivare con questo mezzo, perché tu sei diversamente agile, giusto Alessia? E perciò hai bisogno di muoverti in maniera autonoma, perché veramente lo stai facendo, anche se sempre a fianco hai questa sorella meravigliosa che è vero che è Sara. Quanto bene vuoi a Sara? Tanto. Fai ancora la birichina con Sara?
Un pochino? Sì, a volte. A volte. Ma soprattutto io vorrei sapere se sei ancora fidanzata. Sì, certo. Sì, sempre col ragazzo che ha chiamato in diretta l'ultima volta che sei venuta. Lo vuoi salutare questo ragazzo? Ciao Enrico. Ciao Enrico da tutti noi. Senti Alessia, cosa vuol dire per te riuscire a vivere una quotidianità che prima non riuscivi nemmeno a pensare di farcela, anche se avevi, come ripeto, questo sprone che è questa tua sorella Sara, perché sai, è una fortuna avere una sorella come Sara, non tutti hanno la fortuna di averla, perciò qualche volta pensa a quello che ti dice Mirella, perché veramente dovresti capire l'importanza di avere un sostegno indipendentemente dalla tua carrozzina, anche psicologico. Allora, come sono andate queste gite che hai fatto e cosa vuoi dire? Allora, all'inizio non sapevo neanche che esistesse, siamo andati alla scoperta di questo faro bellissimo, perché abbiamo fatto un progetto con quei giovani albergatori di Vivione e siamo andati a testare la loro spiaggia e i loro alberghi, e quindi abbiamo detto andiamo a vedere anche il faro sono rimasta sorpresa perché era totalmente accessibile. C'era anche il transfer che ti ha portato proprio davanti all'ingresso del faro. E questa è una vittoria per te Alessia, capire che qualcuno ha capito che ci siete anche voi e avete bisogno della quotidianità? Questo secondo me è una cosa molto importante, che piano piano la gente si rende conto che anche noi persone con disabilità possiamo... Diversamente agili, sai che alla Mirella non piace questa parola orribile. Vabbè. Diversamente agili. Anche noi abbiamo il diritto di andare a visitare con tranquillità i luoghi che abbiamo vicino a casa. Allora sentiamo anche Sara. Sara, avresti mai immaginato, perché diciamo che la verità in poco tempo è successo, passi bisogna farne tantissimi, lo sappiamo benissimo, perché di barriere architettoniche ancora se ne parla tanto, di alberghi non accessibili, ristoranti, negozi, però diciamo la verità, dei passi avanti si sono fatti. Ma io penso che dobbiamo ringraziare anche voi, tu in particolare, perché sei riuscita a capire l'importanza di farti vedere. Hai portato con te sempre tua sorella, hai cercato di veramente informarti prima, perché c'era anche lei, se questo posto dove tu avresti avuto piacere di andare, avevi la possibilità di portare anche tua sorella, e forse questo premere di queste associazioni, ecco, che ci rimboccano le mani, che fanno capire l'importanza di ascoltarli e di vivere una quotidianità, dobbiamo dirti grazie. Ecco, cosa vedi? Com'è la situazione, Sara? Allora, come dici benissimo tu Mirella, i passi da fare sono ancora molti, anche perché passiamo da una cultura totalmente opposta, diciamo, non tanti anni fa le persone con disabilità, o come li chiami, come dici diversamente tu, diversamente agili, venivano nascosti, nel senso, e quindi adesso invece c'è tutto un cambio di mentalità, di cultura, che ovviamente ci vuole tempo. Però i passi si stanno facendo e si sta iniziando appunto a rendere i luoghi più fruibili per tutti. Si sta capendo l'importanza che siamo tutti persone e quindi come tali abbiamo tutti gli stessi diritti. E dobbiamo dire sì che tante volte ci sono... Le barriere architettoniche sono ancora presenti, tantissime, però la barriera più difficile che incontriamo da superare è quella mentale. Ci sono davvero proprio ancora dei costrutti mentali che facciamo ancora fatica ad abbattere, diciamo, e quella forse è quella appunto più difficile, perché ci vuole tempo. Però dei miglioramenti ci sono, e ci sono tante persone, tante realtà che stanno mettendo il proprio in questo, e serve anche una sinergia, nel senso, tra persone che sanno quello che vivono, sanno come dovrebbe essere, e istituzioni, e quindi quando c'è questo connubio si riesce anche ad avere un miglioramento, no? Io sono dell'idea però, Sara, e volevo parlarne con te, che le barriere mentali le hanno ancora molti genitori familiari.
Ecco, questa è una cosa che dobbiamo fare squadra assieme e cercare di combattere. Questo servirà anche a domenica 13 aprile, dove faremo questa grande festa delle associazioni, il villaggio delle associazioni, perché io mi ritrovo a non poter veramente parlare, far vedere questi ragazzi che si muovono in maniera diversa per la privacy, perché se il genitore non mi firma la privacy, indipendentemente che sia minorenne o no, io non riesco a parlare con loro, a fargli esprimere. Non pensi che forse la prima barriera è proprio la famiglia che non accetta, nascondendosi sotto la parola o dietro la parola strumentalizzazione del mio ragazzo, della mia ragazza, che forse è lei la prima causa di questo allontanamento, perché il figlio normodotato io lo posso inquadrare, lo posso intervistare, l'altro deve metterci la firma. Non pensi che forse dovremmo fare nei passi avanti, anche vedendo quello che sta succedendo anche con questi giovani, con questi ragazzi, cosa stanno cercando di dirci, andando fuori di testa e facendo degli atti incredibili, che forse non riusciamo a capire, che forse sono loro che devono decidere di cosa fare. E dopo vorrei sentire anche Alessia, perché io sono convinta che loro hanno le idee chiare, io ci parlo con loro, anzi loro hanno piacere di parlare, di essere intervistati, di farsi vedere, però qualcuno dice no, stai strumentalizzando e io mio figlio non metto la firma sulla liberatoria, perciò tu non lo puoi far vedere. Cosa dici, Sara? Anche tu hai notato questo? Sì, beh, sono d'accordissimo, nel senso tante volte appunto la prima barriera, il primo limite è la famiglia, perché magari con una volontà di protezione, diciamo, invece non permetti al ragazzo, alla persona di essere libero, diciamo, di vivere la sua vita, diciamo. E tante volte, sempre per un istinto di protezione, non può essere filmato, non può partecipare, perché se il ragazzo lo vuole, è una persona, ha il diritto di parola, lascialo decidere. Quindi c'è ancora questa mentalità, questi costrutti mentali colpiscono molto anche le famiglie, ma anche perché quando anche si riceve una diagnosi non è che ci sia anche come sistema tutto un supporto che ci vuole dietro, quindi tanti genitori non riescono, o la famiglia in generale non si riesce ancora ad accettare. Tu cosa vuoi dirmi, Alessia, in fatto proprio di questo, che tu sei la prima coinvolta, cioè se io vengo e tu vedi le telecamere, io vorrei venirti vicino, ma tua sorella o tua mamma mi dicono no perché non si può, tu cosa diresti? Io sono maggiorenne, quindi se io decido di firmare, se io gli do il consenso a una persona, lo firmo, non è che mi tiro indietro. Se io ho il diritto di decidere di essere filmato, a fare le foto in generale, io firmo, nella mia maniera, ma firmo. E a questi genitori cosa vorresti dire, Alessia? Magari c'è genitori che non lasciano, magari il figlio non è in grado di esprimersi, ma di lasciare alle persone che possono decidere se firmare oppure no, i genitori non possono dire niente. Che sarebbero anche gli educatori, dici tu. Sentiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Buongiorno Mirelle, grazie di tutto. Complimenti a quella ragazza lì con la sorella, veramente complimenti. Alessia e Sara. Sì, io sono stata tanti anni all'estero e in Germania l'essere che non è giusto come una persona normale, diversamente abili come dice lei, sono calcolati normalissimi. La Germania ha un rispetto totale e noi che siamo ancora indietro e quindi dobbiamo evolversi un po'. Tanti complimenti.
veramente buona giornata. Grazie Gabriele, lo so io che vi interessano questi discorsi, lo so e dobbiamo parlarne perché solo grazie all'informazione, a far vedere e capire l'importanza di dare la quotidianità che abbiamo noi anche a queste persone è fondamentale. Allora sentiamo anche cosa ne pensa invece il Presidente Salvan, anche di far lavorare queste persone, di dare loro l'opportunità in base naturalmente a come si muovono, infatti io li chiamo diversamente agili, però vedo che i numeri non ci sono, Presidente, mi dispiace dirlo, io per questo ne parlo in questa trasmissione. Le aziende quando sentono quella malefica parola che io non pronuncio, ecco, fanno fatica ad assumere. Proprio culturalmente non ci siamo ancora, siamo molto indietro, ha ragione Gabriella. Ecco, lei cosa dice, Presidente? E il mondo agricolo può essere un ottimo contenitore e luogo di espressione di queste persone, che per me non sono diversamente abili, ma sono specialmente abili, perché penso che abbiano molto spesso sensibilità, attenzioni e anche cura che superano anche quelle delle persone normali. Questo proprio per dare valore e riconoscimento a quello che sono. Lo dico anche da padre di 2 bambini piccoli che uno aveva anche rischiato di poter avere conseguenze di questo tipo. Diciamo che sono sicuramente delle attenzioni e degli aspetti umani che non possiamo mai travalicare. Però come mondo imprenditoriale dobbiamo anche avere al tempo stesso un'attenzione enorme verso queste persone e penso proprio che l'agricoltura, anche attraverso la cosiddetta agricoltura sociale, possa essere veramente un luogo di espressione e di vita sia per l'imprenditore che per i suoi collaboratori che per persone con queste capacità, con queste abilità. Sicuramente è un tema che stiamo spingendo moltissimo all'interno magari delle aziende multifunzionali, quelle che quindi hanno una vocazione non soltanto all'aspetto produttivo ma anche all'accoglienza delle persone, dall'agriturismo alla fattoria didattica appunto alla fattoria sociale, e dove si possono trovare dei modi e dei tempi e delle soluzioni per poter a queste persone di esprimersi e di essere parte attiva, di essere integrati al 100% all'interno di quelle che sono delle realtà di carattere economico, facendo compiere a tutti noi, e prima avete detto giustamente c'è un blocco prima ancora culturale che fisico e meccanico alla possibilità di queste persone di essere al 100% operative, che dobbiamo affrontare tutti insieme. E quindi penso che l'agricoltura, come lo è stata nel corso della storia il valore fondante di qualsiasi società, di qualsiasi civiltà, oggi possa essere anche con questa sfaccettatura protagonista attiva nell'inclusione, nell'accoglienza e nella valorizzazione di queste persone. Io stavo pensando anche, Presidente, e ne parlerò anche con Polegato, anche quando fate questi bellissimi mercatini che andate nelle piazze delle città a far vedere la meraviglia dei prodotti che coltivate e che poi distribuite, ecco, dare la possibilità anche a queste associazioni di unirvi a quella che è una quotidianità anche del mercato, perché io ne vedo pochissimi, Presidenti, io non li vedo proprio sti ragazzi, ecco, cioè queste associazioni non è un fatto mirato, diciamo, non è che le vedi spesso, o sbaglio? Sara, cosa dici? Sbaglio io a vedere oppure proprio non li vedo? È vero. Cioè vieni mai chiamata da dire partecipa anche tu, come fa la Mirella quando fa qualche manifestazione, che vi chiamo uno a uno, dai venite. Oltre alla Mirella e le associazioni che rappresento, ce ne sono altre che vi chiamano, che vi dicono partecipate, venite? No? Anche no? Anche no. Anche ni, ma anche ni magari. Alessia, tu? No, perché di solito la persona con disabilità viene vista diversa, invece devi vederla come una persona normale. Cioè, anche perché non devi chiamare la persona con disabilità che fa il mercatino? Perché la vedi diversa. A te piacerebbe partecipare ad esempio a un mercatino della Coldiretti, magari stare alla cassa oppure preparare i sacchetti dei prodotti? A me sì. Presidente, visto che c'è sempre una candidata, ha sentito subito, ha detto a me sì piacerebbe. No, adesso non puoi tirarti dietro. No, così anche alle altre persone facciamo vedere che anche noi con persone diversamente agili sì,
possiamo fare qualcosa. Magari con tuo moroso, anche considerare che ho anche il moroso, oltre a carrozzina che mi serve per muovermi, con anche il moroso, guardami bene. Presidente, non è bella questa espressione di Alessia, che forse dà anche a lei la possibilità di vedere oltre? Lei ha capito, e la ringrazio di averlo detto. Io ho vissuto questo dramma che stava finendo in un dramma, fortunatamente si è risolto molto bene, e capisco cosa vuol dire per queste persone avere l'opportunità di sentirsi, come ha detto Sara, e mi piace Sara, sei stata molto brava, la sorella ha detto persone, non voleva che aggiungesse normali, perché Sara ha sempre visto sua sorella come Alessia, e persona, e il normale non lo accetta, perché per lei è sempre stata normale Alessia. Presidente, come commenta queste parole di queste due sorelle, che danno anche modo anche a voi forse di spingere ancora di più l'acceleratore? Questo sicuramente sì. Noi abbiamo già delle attività con varie associazioni all'interno sia dei nostri mercati di campagna amica, oltre che nelle singole aziende. È ovvio che questo purtroppo non è mai sufficiente per dare una risposta piena a questo tipo di situazioni, però nulla vieta insomma di poter implementare nel prossimo futuro questo tipo di collaborazioni con organizzazioni di volontariato. Abbiamo anche delle belle esperienze in alcuni mercati e con alcune cooperative sociali che si occupano anche di effettuare magari la ristorazione. Penso al mercato di campagna amica di Verona, ad esempio, che è veramente uno dei riferimenti di livello nazionale proprio in questo ambito. Quindi spazio per poter essere collaboratori, non dico neanche inclusivi e accoglienti, perché non vorrei che fossero quasi sentiti degli ospiti, ma parte integrante, parte attiva della nostra realtà agricola territoriale veneta. C'è sicuramente modo di poter fare dei ragionamenti condivisi e di fare quello che si tratta altro di essere anche umani sotto il profilo di carattere imprenditoriale ed economico. Quindi da parte nostra insomma c'è tutta la disponibilità e anzi l'intenzione di mettere le aziende in grado di coinvolgere queste persone sotto un profilo normativo e a cascata tutti gli altri aspetti che fanno parte della nostra quotidianità, che troppo spesso diventa anche burocrazia fine a se stessa, ma che possono diventare veramente occasioni di sviluppo e di crescita per tutti quanti. Bene Presidente, la ringrazio e sapevo che lei mi avrebbe detto questo, perché è una persona sensibile che ho già avuto la fortuna di conoscere e sentirlo parlare. Quando io ho messo assieme la Coldiretti con Ruote Libere, qualcuno mi ha detto: ma cosa c'entra Coldiretti con Ruote Libere? Infatti ho detto: non te ne capivo niente, perché come dice lei, culturalmente non ci siamo, cioè si divide sempre. Noi siamo per l'etichetta e la divisione, invece dobbiamo capire che dobbiamo fare squadra. Però un'altra cosa che volevo chiederle, Presidente, in attesa che succeda questo anche con queste persone diversamente agili, cosa ne facciamo tutti quei ragazzi che sono chiusi in queste cooperative, che non possono venire a lavorare perché manca un colore nel cartellino? Glielo dico, se vuole la porto anche. Io frequento queste realtà, vado a vedere come vivono questi ragazzi che minimo sanno 3 lingue, non riescono magari a usare gli strumenti che abbiamo noi, perché nei loro paesi non li avevano. Sono persone che sono arrivate da noi per cercare di migliorare la qualità della vita, però in attesa del permesso sono là fermi, e sto parlando di ragazzi con dei fisici bestiali, con una voglia di lavorare incredibile. E quando chiedo a loro, perché la prima cosa che mi dicono: intanto se ho frutta, Presidente, tanto se ho frutta, ecco, e fammi lavorare Mirella, ti prego Mirella, fammi lavorare, non ce la faccio più. E ora dico: che colore è il cartellino? Non ci siamo ancora Mirella, cioè ci mancavano i colori, Presidente, pur di allungare se ne inventano una al secondo. Ma lei, Presidente, se queste persone, che guardate che, come dico tutte le mattine, lo ripeto, non sono tutti delinquenti, spacciatori, violentatori, voi dovreste vedere questi ragazzi, voi dovreste vederli questi ragazzi, ecco, cercare invece di accelerare, dare la possibilità, ecco, di lavorare nei campi, perché per carità non sapranno adoperare gli strumenti di ultima generazione, ma nei campi si semina anche, si raccoglie, mi sembra, Presidente.
Ecco, perché così fatica e ti mettono davanti la burocrazia falsa rispetto a quello che si potrebbe fare e avere con questi ragazzi, dare loro la dignità della persona lavorando, poi rientrano, ma tutto il giorno dare la possibilità di questi fisici anche di liberarsi di questa energia in maniera positiva, lavorando. Cosa ne pensa, Presidente? E se oggi c'è un settore che ha assolutamente bisogno di braccia, ma nel senso nobile del termine, non nel senso soltanto fisico, è proprio il nostro, è proprio quello dell'agricoltura, perché la reperibilità di manodopera sta diventando un problema sempre più grande. Non è questione di salari, ci tengo a sottolinearlo perché non vorrei che passasse il solito cliché che tanto gli diamo 2-3 euro all'ora e dopodiché siamo quasi paragonati a degli sfruttatori. Non è questo il punto. I nostri contratti sono assolutamente contratti dignitosi. Oggi manca però veramente la possibilità di avere delle persone da impiegare anche nelle operazioni, come diceva lei Mirella, tra virgolette più semplici, che però semplici non sono, perché anche, lo dico un po' per esperienza personale, anche il zappare l'erba o andare a fare della raccolta non è un'operazione banale, è un'operazione importantissima invece, che richiede comunque attenzione, richiede capacità, richiede vista e attenzione. Quindi abbiamo bisogno di avere queste persone, abbiamo bisogno però al tempo stesso anche di politiche di carattere, chiamiamole di integrazione, anche se è una parola che delle volte viene un po' storpiata. Perché non dimentichiamoci un altro aspetto, abbiamo un'agricoltura purtroppo con una età biologica abbastanza alta che sta invecchiando rapidamente, abbiamo aziende che si stanno strutturando perché quelle condotte dai nostri padri e dai nostri nonni piano piano chiudono per una serie di motivi. Abbiamo bisogno quindi di effettuare anche delle politiche di carattere sociale che altrimenti porterebbero anche i nostri paesini del nostro Veneto a scomparire piano piano come già stiamo registrando in questi ultimi anni. Allora anche qui si tratta di avere un'intelligenza di carattere politica e una visione di carattere politica del medio e lungo periodo che faccia diventare quello che può essere ritenuto un problema un'opportunità, sia per dare una mano ai settori economici, perché il problema della manodopera ce l'abbiamo noi, come ce l'ha l'edilizia, come ce l'ha l'industria, come ce l'ha tutti gli altri nostri colleghi che fanno altri tipi di impieghi e di lavori, ma anche un'esigenza di carattere sociale per consentire di dare una prosecuzione alle nostre attività e anche a garantire servizi all'interno dei nostri paesi. Se non ci fosse la manodopera, ad esempio, di carattere straniero in agricoltura, ma come anche in altri settori, saremmo veramente in serissima difficoltà. Allora ecco che forse è il caso di smettere con certe ideologie di carattere antagonista verso l'immigrazione, sicuramente da combattere quella clandestina, ma fare dei percorsi invece ben strutturati e ben congegnati per integrare queste persone all'interno del nostro sistema e fare in modo che siano un valore aggiunto e che così anche possono evitare invece situazioni di carattere criminale che purtroppo sono a danno di tutti loro per primi. La ringrazio, Presidente Salvagno, spero molto che lei capisca il mio grido di dolore perché mi fanno una pena incredibile. Ecco, non è neanche umano vedere questi ragazzi su queste stanze che non riescono a uscire perché giustamente manca il colore. Ci mancava il colore in Italia, cioè dopo sarà il peso, magari se pesi 30 kg, 50 kg, 70 kg, se andiamo avanti così non ce n'è per nessuno. Anche perché io ho parlato con molti imprenditori, Presidente Salvagno, che ho avuto la fortuna di avere ospiti, e quando chiedo se hanno dipendenti stranieri e come sono, e loro mi dicono bravissimi. Certo che ci sono delle realtà che sanno lavorare meglio di altre, ma allora capiamo chi sono e come farli lavorare. Veramente la ringrazio, Presidente Salvagno, però adesso dobbiamo andare in pubblicità. Un aperitivo al tramonto sulla laguna di Venezia. È stato magico. Eravamo con un gruppo fantastico durante una crociera accessibile. Io ve lo dico, amici, che è stata un'esperienza che mi rimarrà nel cuore. Confermo, Ale, la navigazione è stata eccezionale, ma anche le escursioni non sono state da meno. Glielo diciamo dove siamo state. Abbiamo esplorato l'isola di Sant'Erasmo, l'orto di Venezia, l'isola della Certosa, un angolo di pace, e il nostro posto del cuore, la coloratissima Burano. È stato un pomeriggio di connessione con la tranquillità della natura, assolutamente da ripetere. Amici, venite con noi la prossima volta.
Ecco come comportarsi con una persona con disabilità. Come si chiama tua sorella? Chiedila a lei. Rivolgetevi direttamente a lei. Io mi chiamo Alessia. Ti piace il Duomo di Treviso? Molto bello. Non modificate il vostro modo di esprimervi. Perché lui mi parla come fossi una bambina? Molto bello, brava. Guarda là. Raccogliete sempre i bisogni dei vostri animali. Perché se qualcuno capita sotto le scarpe, a me capita direttamente in mano. Ma che schifo. Non ostacolate il passaggio. Grande complimento. 2 spritz. E tu cosa vuoi? Un gingerino? Anche uno spritz. Ce lo fai finto così anche lei è contenta. Va bene. Ho detto che voglio uno spritz. Non date per scontato che una persona con disabilità sia diversa da voi. Sono una persona con disabilità. Non per questo sono stemia. No? No, ho bevuto anche la spritz. Ah, troppo forte. Stavo parlando con Sara e Alessia. Qua è un gingerino spritz. Anch'io posso bere uno spritz, perché devo bere gingerino troppo forte? Alessia, allora, rispetto a quello che ha detto la Mirella, vedendo anche questa quotidianità che veramente fa onore a quelli che hanno fatto sì che potete fare queste cose, cosa vuoi dire? Beh, in ogni caso sarebbe giusto chiedere anche alla... non metterla sempre la persona con disabilità, come si dice, all'angolo. Bisogna metterla davanti al centro e può fare anche lei con le sue capacità, ma può fare anche lei quello che fanno gli altri. Ebbene, anche quello che hanno gli altri. Come mai mi chiede il gingerino? Mi spritz? No, anzi bevo uno spritz. Senti, Alessia, quello che però vorrei anche capire da te, cosa dici di queste persone dove io ho cercato di spiegare anche al presidente Salvan che forse tutti quanti dobbiamo accelerare per farli lavorare, per far capire che forse dando loro la dignità del lavoro riusciamo a recuperarli, a farli capire che può essere un percorso anche bello e positivo anche per loro il lavoro. Secondo me, se gli danno la possibilità, gli dà anche l'opportunità di crescere, di conoscere altre persone, di anche loro provare cosa vuol dire entrare nel mondo del lavoro. Sai perché dico questo? Perché molti mi dicono non sanno l'italiano, qua Presidente la voglio. Allora io ho un banco solidale, Presidente, dove ho tantissimi paesi e dove i bambini giocano tra di loro, si confrontano tra di loro e non sanno minimamente parlare né inglese, né spagnolo, né rumeno, eppure giocano e si divertono. Allora io dico, ma allora cosa c'entra l'italiano nel lavoro? Se tu gli fai vedere come si deve fare, prendi, non so, quello che serve e dici guarda, si fa così, così, io guardo, vedo e imparo, un po' alla volta imparerò anche l'italiano, ma intanto mi fai lavorare, perché se aspetto prima di imparare la lingua, capisce che anche se devo dire la verità, hanno talmente una fame di vivere che imparano in pochissimo tempo. Ecco, non solo la fame di mangiare, la fame di vivere, di esserci, di riuscire a resistere. Prego, Presidente Soldà. Sì, l'aspetto della lingua è sicuramente un aspetto oggi in qualche modo limitante e determinante. Questo è un motivo per il quale, come dicevo prima, abbiamo bisogno anche di politiche di carattere sociale che consentano a queste persone di poter avere a disposizione magari dei corsi di formazione, di apprendimento, quantomeno di carattere basico della lingua italiana, che consentirebbe anche a noi imprenditori di essere maggiormente in grado di poterli coinvolgere all'interno delle nostre aziende. Il paragone dei bambini però ci sta tutto, nel senso che anch'io ho miei figli che sono con dei bambini in classe non italiani, ma se c'è una capacità che hanno i bambini è quella di non riconoscere le differenze, ma di sentirsi tutti parti integrate di una grande comunità. Ecco, dobbiamo arrivare un po' forse a fare come fanno i bambini, a non porci dei limiti noi di carattere mentale o culturale, ma di creare degli strumenti, creare delle soluzioni per poterle mettere a disposizione come ce le hanno già in altri paesi anche in Europa, ma di poter creare veramente dei percorsi di carattere virtuoso anche per queste persone.
Allora adesso andiamo a Parma, precisamente a Padova, con la Coldiretti di Parma. Andiamo a sentire. Un'onda gialla, quella che ha invaso Parma, 20.000 gli agricoltori che si sono riversati da tutta Italia sventolando le bandiere della Coldiretti per raggiungere in corteo la sede dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare. 3.000 gli agricoltori veneti, 500 quelli arrivati dalla provincia di Padova. Una protesta nata da una precisa richiesta sui cibi cellulari. Chiediamo che venga rispettato il principio di precauzione, chiediamo che vengano eseguiti adeguati studi medici scientifici che possano garantire la sicurezza alimentare anche nei confronti dei nostri cittadini. Ma non chiediamo questo solo, chiediamo anche garanzia del reddito, chiediamo l'etichettatura obbligatoria all'origine, chiediamo il principio di reciprocità. Facciamo luce, lo slogan della manifestazione che ha portato al centro della discussione la qualità del cibo che arriva sulle tavole degli italiani. Nel dibattito sui cibi creati in laboratorio nessuna intenzione di opporsi al progresso, spiegano gli agricoltori, ma la richiesta all'Unione Europea di un maggiore rigore scientifico nella valutazione dei nuovi alimenti a tutela dei cittadini consumatori. E andiamo a sentire anche cosa ha detto il presidente Polegato della Coldiretti. Terza lista ci sono delle persone sicuramente anche interessate al mondo agricolo, ma vediamo degli interessi che non sono molto trasparenti. Non fa tanti giri di parole il presidente di Coldiretti Treviso sul fronte del rinnovo dei vertici al Consorzio di Bonifica Piave, per inciso il più grande del Veneto. Nel mirino non tanto la lista delle altre due associazioni degli agricoltori, CIE e Confagricoltura, ma Acqua di Marca, nata da quelli che sono già stati definiti i ribelli del Piave. Tra loro consiglieri in carica ed ex vicepresidenti dell'epoca romano, critici sull'operato dell'attuale presidente Amedeo Gerolimetto, che invece Polegato difende così. Questa gestione è stata fatta in maniera molto oculata in questi anni, con tutte le difficoltà del caso, perché insomma veniamo da anni difficili, l'abbiamo visto con il Covid, l'abbiamo visto col 22 con una grande siccità, l'abbiamo visto il 23-24 invece con problemi inverso, con situazioni difficili da gestire per le bombe d'acqua che abbiamo visto, però il Consorzio è sempre stato attento e ha sempre monitorato e ha dato delle risposte importanti. Sotto accusa dalla terza lista l'assenza del Consorzio Piave nella conta dei beneficiari per i contributi del PNRR. Anche qui il presidente di Coldiretti controbatte. Non è solo il Piave che non ha avuto i soldi, ma gran parte dei consorzi di bonifica. Però abbiamo un impegno che stiamo portando avanti con la Regione, con l'assessore Caner, perché arrivino almeno una parte di quei fondi, si parla di oltre 20 milioni di euro, che sembrano ormai addirittura d'arrivo. Politica che secondo Polegato sarà chiamata in causa per il grande progetto incompiuto del Piave, ovvero lo sfruttamento delle cave dismesse come bacini di laminazione, serbatoi di riserva idrica e a difesa dalle inondazioni. La politica si metta a disposizione per far ragionare i proprietari di queste cave che non avendo un utilizzo oggi sensato potrebbero veramente fare un'opera chiaramente compensata da altre cose, ma che possa essere un'opera appunto ingegneristica tale che metta in sicurezza nei nostri paesi. Anche il presidente Polegato è convinto che queste elezioni saranno più sentite dai cittadini, oltre che dagli agricoltori, soprattutto nelle zone colpite dalle recenti inondazioni e in collina dalla siccità. Il cittadino in questa fase sicuramente sarà una voce importante che mi auguro sia di supporto alla buona gestione che c'è stata in questi anni, ripeto, perché nonostante quello che dicono gli altri non si poteva fare di meglio con tutte le difficoltà che ci sono state, e lo sa benissimo anche chi capeggia la terza lista, che è stato lì per 20 anni e che sicuramente pensa che quel consorzio magari possa essere in qualche maniera di sua proprietà. Non lo è, perché comunque dobbiamo pensare che è di tutti e per il bene di tutti va gestito con questo spirito. Non si possono avere interessi personali in un contesto così, diciamo, sociale. Ma io sono dell'idea, Presidente Salvan, che il ricambio ci vuole, fa bene, un po' di aria fresca su tutti gli aspetti, a mio avviso è molto importante, tanto è vero che io vedo la differenza quando parli con dei giovani imprenditori, con dei giovani agricoltori, è tutta un'altra storia, non c'è niente da fare, vedono le cose in maniera diversa. Prego, Presidente Salvan.
Sì, sono stati toccati due temi molto molto densi e carichi, però questo fa emergere che cosa, sia nel primo servizio che nel secondo, il ruolo che può avere l'agricoltura nella nostra età moderna, nella nostra contemporaneità, un ruolo fondamentale di preservazione del territorio attraverso anche l'attività che fanno i nostri consorzi di bonifica. Avete trasmesso un servizio relativo a uno dei 10 consorzi che governano il territorio del nostro Veneto, il presidente Girolamo poi è anche stato riconfermato, ma che va a rafforzare e sottolineare quello che è il ruolo dell'agricoltura oggi, non soltanto come produzione di cibo, ma anche come preservazione appunto della possibilità di avere un territorio sicuro. Oggi non esiste attività economica, non esiste attività civile, non esiste insediamento se non partendo dalla sicurezza idraulica e idrogeologica, e su questo i consorzi hanno un compito importantissimo che devono svolgere insieme agli enti locali, ai comuni e alle altre istituzioni presenti sul territorio, perché l'acqua, come ho detto all'inizio di questa trasmissione, insieme al cambiamento climatico sarà l'altra grande frontiera che dovremo in qualche modo affrontare, scusate il gioco di parole, per dare una soluzione non soltanto all'agricoltura, perché l'acqua non serve solo a noi, ma serve a tutti noi società, e quindi poterla utilizzare, preservare e differenziarne l'utilizzo è una questione veramente indispensabile per mettere in atto oggi cantieri, soluzioni e opere per i prossimi 20-30 anni, e per continuare a produrre quel cibo di qualità che il nostro Veneto ne è campione assoluto, sia nelle denominazioni ma anche proprio nella qualità degli stessi prodotti che abbiamo il modo di assaporare tutti i giorni, creando un valore che sfiora gli 8 miliardi di euro all'anno su scala regionale, e per il quale non possiamo permettere che cibi prodotti in laboratorio o cibi prodotti in maniera assolutamente non adeguatamente controllata o addirittura con una potenziale pericolosità per la nostra salute possono essere messi in commercio come niente fosse. Ed è il motivo della manifestazione di Parma che avete visto, e del collega anche di Padova che ha espresso benissimo i concetti a noi cari, per poter avere garanzie nei confronti del consumatore, perché oggi l'agricoltore non è solo produttore di coltivazioni, che siano cereali, frutteti, vigneti o allevamenti, ma è produttore di cibo, quello che mangiamo quotidianamente tutti noi ogni giorno, che determina anche il nostro stato di salute, il nostro stato di benessere, e il motivo per il quale va assolutamente protetto e rafforzato nella sua tutela da introduzione di cibi di cui non sappiamo nemmeno gli effetti che possono avere all'interno delle nostre pance in maniera oggettiva del termine, anche secondo esperti studiosi, pediatri e alimentaristi che non sono sicuramente degli agricoltori, ma che ci fanno indurre appunto a chiedere all'Europa, a un'Europa più forte di quelle che abbiamo oggi, di avere una protezione adeguata delle nostre produzioni e soprattutto della nostra salute e dello stato di benessere della cittadinanza. Leone da Tre Baseleghe, ciao Leone. Ciao mille ragazzi, allora con l'acqua, adesso cominciamo da capo Mirella. Allora, adesso abbiamo visto il cambiamento climatico che il pianeta si sta riscaldando, sono anni, e ci vorranno anni e anni per raffreddarlo. E ci sono i ghiacciai del nord che si stanno sciogliendo. Trump vuole la Groenlandia perché adesso si stanno sciogliendo i ghiacciai e lui troverà tutto quello che vuole nella Groenlandia. Però non c'è nessuno che sta pensando che se questi ghiacciai si sciolgono l'acqua del mare salirà. C'è qualcuno che ci sta pensando? Allora, ieri sera a mezzanotte ho visto nel Cile, hanno fatto vedere che adesso gli agricoltori in Cile producono l'avocado e per produrre l'avocado ci vuole molta acqua. E allora cosa succede? Che gli abitanti del Cile non hanno più acqua perché gli agricoltori l'adoperano tutti per coltivare l'avocado. Ma io Cile, 2000 chilometri di costa, con tutta quella acqua del mare che si può disalare, con tutto quel sole che si può produrre energia elettrica, è mai possibile che nessuno ci pensi tirare via un po' di acqua a questo maledetto mare che si sta alzando? Allora, dobbiamo pensare che l'acqua del mare salirà e noi finiremo sott'acqua. Prima di arrivare sott'acqua, quello che bisogna fare è che chi ha bisogno di acqua se la deve togliere dal mare, e così i fiumi dopo fluiranno. Se l'acqua del mare sale, come farà a defluire? Sentiamo.
Allora io sto parlando per anni adesso che noi dobbiamo togliere l'acqua dal mare per tenere sotto controllo il livello di... C'è il Mar Morto che è 400 metri sotto il livello del mare, c'è il Mar Caspio che è 80 metri sotto il livello, è enorme. Dobbiamo togliere l'acqua dal mare se non vogliamo andare sott'acqua. E allora adoperiamola quest'acqua del mare, non dire che c'è acqua, ce n'è troppo. Ciao Milena, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni del nostro Leone da Tre Baseleghe che fa spesso, ha ricevuto anche delle risposte, non è così semplice, qualcuno ha detto come pensa che sia Leone, però il problema è che bisogna mettere anche in sicurezza il paese prima di tutto, cosa che non si fa. Naturalmente i scienziati, i ricercatori non vengono minimamente ascoltati e sono anni che danno anche delle indicazioni perché abbiamo un paese fragilissimo, questa è la verità e qualcosa bisognerà pur pensare. Allora adesso andiamo a vedere anche queste ruote libere, come comportarsi, con click vediamo cosa riusciamo a vedere. Ecco come comportarsi con una persona con disabilità. E come si chiama tua sorella? Chiedila lei. Rivolgetevi direttamente a lei. Io mi chiamo Alessia. Ti piace il Duomo di Treviso? Molto bello. Non modificate il vostro modo di esprimervi. Perché lui mi parla come fossi una bambina? Molto bello, brava. Guarda là. Raccogliete sempre i bisogni dei vostri animali. Perché se qualcuno capita sotto le scarpe, a me capita direttamente in mano. Ma che schifo. Non ostacolate il passaggio. Grande complimento. Due spritz. E tu cosa vuoi? Un gingerino? Anch'io uno spritz. Ce lo fai finto così anche lei è contenta, va bene? Ho detto che voglio uno spritz. Non date per scontato che una persona con disabilità sia diversa da voi. Sono una persona con disabilità, non per questo sono astemia. Amici, oggi per la prima volta faccio un'escursione con il rottino elettrico. Parti, dai! Parto! Ma dove sei, Ale? Ale, ho capito che eri avanti, ma dove siamo? In che luogo? Lungo il fiume Sile. Oh, là. Qui, amici, siamo arrivati fino al cimitero dei Burti. Percorrendo 8 km tra strada asfaltata, sentieri battuti, passerelle in legno e ponticelli e numerose e pericolose retromarche. Amici, devo fare ancora molta pratica, ma come prima prova mi ha dato una sensazione di libertà, ero davvero contenta. Che bello, comunque sei partita bene, già che ti accerri un fan di più quando che te vedi i ponticelli. Ascolta, ma io vedo che hai una maglietta, cos'è quella maglietta? È per te. È per me un altro regalo, ogni volta che arrivano mi fanno un regalo. Vediamo la maglietta che ha portato per la Mirella. Ruote libere. La facciamo vedere, bellissima, grazie. Questa la metterò anche il giorno del villaggio delle associazioni e sa che sia una giornata bellissima. Grazie Alessia, grazie Sara, Grazie graditissima, veramente grazie tesoro. Io ho regalato invece un calendario che mi è stato dato da un'altra associazione, che anche loro si muovono diversamente agili, perché io sono convinta che anche tra di voi dovete fare squadra e partecipare a tutti assieme quando c'è un avvenimento, perché riguarda un po' tutti, non dobbiamo dividerci, dobbiamo unirci. Senti Sara, cosa vuoi dire anche rispetto a come vedi i cambiamenti anche di tua sorella, sempre più attiva, io la vedo anche adesso rispetto all'inizio che l'ho conosciuta, è molto più grintosa, si muove anche in maniera molto più veloce e anche come agilità. Quanto è importante il movimento e tu che cambiamento hai visto, Sara, in tua sorella? Beh, importantissimo, e da quando abbiamo iniziato a fare questo progetto assieme c'è stata proprio un'evoluzione, proprio nel modo in cui si rapporta con le persone. È come se avesse avuto un click, diciamo, e sì, perché le permette anche di mettersi in gioco
e relazionarsi con persone, fare attività che magari la fanno uscire dalla sua bolla, come anche semplicemente il click, che alla fine è un mezzo da guidare, da imparare, quindi lei non guida la macchina e quindi in quel caso ha dovuto imparare a leggere anche i vari segnali, eccetera, perché ha sotto le chiappette un mezzo con cui può fare danni. E quindi no, si sta molto... il progetto ci ha aiutato molto intanto a conoscerci meglio, a capire quali sono anche i limiti di ognuna e anche a lei per uscire un po' da quella zona di comfort dove si sta così bene, però se non esci non cresci. Senti Alessia, io prima ho parlato di questi ragazzi che hanno fame di lavorare, però io penso che una cosa che unisce tutti voi, tutti noi, è la fame di vivere. Quanta fame di vivere hai? Alessia, cosa vuol dire per te riuscire a fare cose che magari poco tempo fa non avresti neppure immaginato di fare, grazie proprio anche a questa caparbietà, ecco, di questa unione che hai con tua sorella? Prego. Un po' di anni fa non pensavo neanche di poter far capire alle persone diversamente agili cosa vuol dire uscire di casa, stare sempre dentro casa. Se tu non esci, non cresci. Se fai altre esperienze... Bello, avete sentito la frase? Se tu non esci, non cresci. Ma sei proprio brava, Vai. Cioè, non fai capire alle persone quanto importante è far rete con le persone, conoscere nuove persone, fare nuove esperienze, avere... Anch'io devo... Come si può dire? Così ti conosci bene anche te stesso. Senti, un'altra cosa, Alessia, volevo che tu facessi questa mattina. Manda un messaggio a quei ragazzi, che sono pochi rispetto a quelli bravi, che veramente non riescono a capire la fortuna di essere nati sani, di avere tutte le possibilità del mondo e che si stanno rovinando la vita e stanno rovinando la vita anche a noi perché non riusciamo più a capire cosa vogliono fare. Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi che prendono in giro anche sui social le persone diversamente agili, anche in maniera violenta, questi codardi che poi si nascondono dietro la tastiera? Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi e ragazze? Allora, magari se voi ascoltate anche esperienze di persone diversamente agili, così capite i nostri limiti, come potete aiutarci a uscire anche per voi, come crescere, perché se voi non fate queste esperienze non sapete come rapportarvi con le persone diversamente agili. Secondo me a scuola devono fare di più, come si può dire? Noi lo sappiamo cosa vuoi dire, tutto tuo. A scuola devono insegnarvi come rapportarsi con una persona diversamente agile. Oh, ce l'abbiamo fatta, via quella parola. Così anche voi, magari quando la vedete in difficoltà, sapete come aiutarla, come se volete fargli una gita, non la vedete diversa. Ma la chiamate per nome? L'aiutate. Dovete chiedere cosa ha bisogno. Molto chiara, brava, sempre brava. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, veloce perché sono in chiusura. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cara Alessia, ti sei una brava bambina, va avanti perché... Ora che haga il moroso, non sei più bambina, ora che haga il moroso. Sì, va bene signorina, ti sei su buona strada, brava, e ti insegni
anche a chi che non è come te. Brava, ti va a insegnare anche a noi altri a capire, a stare vicini, perché ti viene una brava figlia e ti è buona a far tutto. Va con la calma che ti vivi l'ora di oggi, anche perché ti lo meriti, ti metti in cuore, brava. Ti alla fine non fai paura di nessuno, e chi che ti dice parole che dice che offende, qui i delinquenti, i più cretini, i cretini, ti alla fine. Qui mai, notti, chi ti sana a modo tuo, brava, avanti, vai la tua strada, che ti va bene. Grazie caro Rinaldo, grazie veramente. Allora sentiamo come ci saluta il presidente Salvan, perché veramente è stata una mattina molto importante, penso anche per lei Presidente, capire di accelerare, ecco, per cercare di dare veramente dignità a queste persone anche con un lavoro. Prego. No, ringrazio io te e Mirella di avermi invitato in questa mattinata e di avermi invitato insieme a queste due persone così speciali, perché ci ricordano che al di là dopo dei ruoli e di quello che facciamo nella nostra vita non dobbiamo mai dimenticare quell'umanità che è parte di tutti noi e che oggi purtroppo per tanti motivi, a partire anche magari da un uso indiscriminato dei social, stiamo un po' perdendo anche sotto un profilo di carattere relazionale e sociale. Quindi è per noi un motivo, e per me personalmente anche, di poter rafforzare questo legame invece che abbiamo bisogno tra noi persone di questo piccolo pianeta e di questo piccolo territorio, ma di poterci ricordare insomma che c'è sempre qualcuno che può avere un bisogno diverso dal nostro, non necessariamente in più o in meno, ma diverso, e che possiamo invece insieme, collaborando, poter fare delle cose molto belle per tutti. Senta Presidente, l'ultima domanda, poi la saluto veramente. Come sono i prezzi in questa primavera, veramente con dei punti di domanda molto importanti? Come stanno andando i prezzi della frutta e la verdura? I prezzi in generale in agricoltura sono molto altalenanti a seguito anche appunto di quello che sta succedendo sotto un profilo climatico, perché basta veramente il cambiamento di alcuni gradi per determinare più o meno la possibilità di produrre ai nostri agricoltori. Quello che confidiamo e che fa in modo che ci sia continuamente la nostra azione è di fare in modo di ridurre quel gap che purtroppo c'è sempre tra prezzo della produzione e prezzo di vendita nella media e nella grande distribuzione, che purtroppo oggi è sempre troppo ampio. Quindi cerchiamo tutti di valorizzare anche magari le aziende che abbiamo sul nostro territorio, di conoscere, di andare a trovare direttamente magari nei mercati anche di Campagna Amica di Rovigo, scusate, ma di tutto il Veneto, una deformazione provinciale, e di poter così valorizzare anche quello che è il lavoro, il sacrificio, l'impegno che fanno i nostri agricoltori, donne e uomini, tutti i giorni, tutto l'anno. Grazie veramente a Carlo Salvan, Presidente Coldiretti Rovigo, di essere stato con noi. Buon lavoro veramente Presidente, e se avrà piacere la porterò anche a vedere questi ragazzi, a capire se, visto che voi siete veramente una realtà molto importante, possiamo aiutarli e cercare anche di dare una mano agli agricoltori, perché tutti mi dicono magari Mirella sarebbero ben accolti. Allora sentiamo, grazie Presidente, come ci saluta adesso Sara Michelon. A lei, se abbiamo sentito, ha fatto anche il messaggio. Sara, come ci saluti? Allora, intanto grazie Mirella anche per appunto questo confronto con Carlo, nel senso è stato molto interessante, e penso che da questa mattinata possiamo riassumerla con ognuno di noi con le proprie capacità può essere utile alla società, nel senso ognuno di noi può dare qualcosa in base appunto alle proprie capacità, quindi nel senso meglio di così, meglio di così. Grazie a Ruote Libere, Sara e Alessia Michelon di essere stati con noi. Pubblicità. Graditi, abbiamo in presenza Luana Vendramini, imprenditrice. Grazie veramente di essere qui. Sentiremo anche dalle sue parole questo momento un po' particolare che sta vivendo non solo l'Italia ma l'Europa in generale. E saluto anche il dottor Emanuele Massagli, presidente Fondazione Ezio Tarantelli. Buongiorno dottor Massagli, grazie di essere qui per ricordare anche questo anniversario di questa uccisione di Ezio Tarantelli. Grazie. Allora partirei proprio dall'imprenditrice Luana Vendramini. Buongiorno. Ecco, cosa ci dice, com'è la situazione, e soprattutto non riusciamo a capire dove qualcuno vuole andare a parare, che è la politica in generale, non solo quella italiana, europea, ma anche quella mondiale. Prego Vendramini. Io quello che posso dire, io ho un'azienda che si occupa di calzature, quindi produzione e commercio di calzature, e il comparto sta vivendo una crisi veramente grande.
che è partita già 2 anni fa e che purtroppo non accenna ad arrestarsi, anzi i dati sono ogni anno in continuo peggioramento. L'anno scorso c'è stato un crollo nelle esportazioni e un crollo nella domanda. Quindi le aziende si trovano ad affrontare una crisi che non è fisiologica, perché noi aziende siamo abituati ad affrontare crisi fisiologiche e sappiamo che c'è qualche anno che va bene, qualche anno che va meno bene. Qui parliamo di una crisi strutturale dovuta a un insieme di fattori, soprattutto politici, che facciamo veramente fatica ad affrontare perché non riusciamo a capire quali saranno le prospettive. Abbiamo un crollo delle esportazioni su tutti i mercati, in primis anche su quello europeo, perché purtroppo i partner europei che rappresentano i nostri clienti vivono una difficoltà economica importante. Sono preclusi alcuni mercati come la Russia, che per il calzaturiero italiano era un asset importante, e la minaccia dei dazi che sta facendo Trump negli Stati Uniti sta precludendo anche il mercato statunitense assieme a quello canadese. Per cui le prospettive non sono positive, ci attendiamo anche nel 2025 un peggioramento rispetto al 2024 che è già stato drammatico. Senta Luana Vendramini, cos'è il Made in Italy nel 2025? Questa è una bellissima domanda perché purtroppo abbiamo un problema culturale e per approfondirlo voglio dire che l'avvento dei social, che se per molti versi ha portato delle cose positive, dall'altro rappresenta uno strumento di indottrinamento di massa anche nei consumi. Per cui il Made in Italy nel consumatore finale è poco percepito oggi, nonostante quello che si dice in TV, perché noi lo viviamo e vediamo che non ci viene riconosciuto il valore del Made in Italy, o meglio, viene riconosciuto a parità di prezzo, per cui se lo stesso prodotto costa uguale, il fatto che sia Made in Italy rappresenta un valore aggiunto. Ma la questione è che le aziende italiane hanno perso competitività. Il mercato è diventato globale e noi non riusciamo a competere con i players asiatici, indiani, cambogiani, eccetera, eccetera. Per cui ci troviamo in difficoltà e non riusciamo a dare valore al Made in Italy. Il Made in Italy oggi ha valore principalmente nel mercato dell'agroalimentare. Però nel mercato, l'unico ancora che resiste. Nel mercato manifatturiero ha perso molto appeal nel consumatore finale. Senta Vendramini, non è che forse noi dobbiamo capire che tutto questo ha un'origine? La famosa via della seta, quando è stata accettata, abbiamo spalancato le porte senza capire che c'era il pro e il contro, cioè trovare un equilibrio, non di chiudere ma di aprire in una certa maniera. Forse ci siamo dimenticati che avevamo un tesoro prezioso, che erano i nostri artigiani. Sono d'accordissimo con lei, infatti il problema che viviamo oggi parte dagli anni 80-90, quando noi abbiamo esportato il nostro know-how e quindi abbiamo insegnato ad altri a fare le stesse cose che sappiamo fare noi, e oggi ci ritroviamo nel mercato con dei player che hanno lo stesso know-how che abbiamo noi, ma riescono ad essere molto più competitivi. Abbiamo perso la filiera, perché in Italia aziende produttrici sono ormai pochissime e quindi anche noi per fare i nostri prodotti dobbiamo andare ad approvvigionarci nei paesi asiatici. Ecco, rendetevi conto. Una volta invece facevamo tutto qua. Una volta avevamo le aziende che producevano le materie prime qui e le tecnologie. Oggi le tecnologie su Montebelluna, che è il luogo da dove arrivo io, era centro mondiale della calzatura sportiva, quindi le tecnologie venivano fuori da Montebelluna. Oggi le tecnologie sulla calzatura escono dall'Università di Shanghai. Penso che più chiara di così Luana Vendramini non poteva essere, e soprattutto quello che è il mio rammarico è che forse qualcuno doveva ascoltare prima. Ormai facciamo fatica a ritornare ad avere quel know-how che avevamo all'inizio, e ricordatevi che noi eravamo in grado di fare qualsiasi cosa, anzi, come dice Luana, venivano qua
ecco, copiavano, anzi gli aprivamo le porte, li facevamo anche alloggiare negli alberghi, tutti spesati, venite, fotografate, imparate. E io già all'epoca dicevo, Luana, ma non so, poi se qualcuno andava via di testa, perché poi è arrivato questo, venivano, guardavano, imparavano, finché poi hanno portato via, grazie anche a una politica che ha cominciato a dare anche soldi a chi delocalizzava, la diciamo tutta, nel silenzio totale di chi che dovrebbe aversi opposto, e sono le associazioni di categoria che all'epoca dovevano aver fatto le barricate, a mio avviso. Allora sentiamo anche, ecco, prima di sentire anche il telefono, aspettate al telefono perché devo salutare il dottore Emanuele Massagli, presidente Fondazione Ezio Tarantelli. Allora Presidente, cosa dice? Lei è anche un uomo, vive in Italia, spero, compra, mangia in Italia, poi parleremo anche di Ezio Tarantelli, questo anniversario importante. Cosa dice rispetto a quello che ha sentito da questa imprenditrice che forse sta dicendo anche all'Europa svegliatevi, svegliatevi perché da soli non ce la facciamo a resistere più di tanto. Prego. Ben ritrovati e grazie dell'invito. Dico che quello che è stato descritto è una dinamica che interessa e interessato molti settori produttivi, anche settori diversi da quelli dove opera l'imprenditrice. E credo però che il rischio, l'errore più grosso fatto dal nostro paese, in parte fatto dall'Europa, non è tanto quello di aver fatto entrare soggetti esterni o il fatto di aver invitato quelli che una volta erano clienti anche facoltosi e che adesso sono diventati competitor, ma l'errore più rilevante è che questi competitor, quando tornano a produrre nei loro paesi, si ritrovano una situazione normativa e soprattutto fiscale totalmente differente, molto più vantaggiosa. Io sono convinto che ancora oggi l'imprenditoria italiana e gli imprenditori italiani saprebbero largamente competere con gli imprenditori dell'est del mondo, con i sistemi economici dell'est del mondo. E ancora oggi il Made in Italy, per quanto possa ancora valere questa indicazione, è estremamente ricercato. È solo che produrre in Italia, produrre in Europa, oggi è estremamente più svantaggioso che produrre nel resto del mondo. Quindi sono i lacciuoli burocratici fiscali che frenano gli imprenditori ancor prima che la forza dei competitor esterni. Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Scusa, dico la mia sempre un minuto. Purtroppo il primo sbaglio terribile è stato fare 2.000 lire all'euro, purtroppo. E dopo abbiamo i paesi, come ha detto la signora prima lì, i cinesi dell'est asiatico che pagano, se noi l'operaio costa 10, là costa 2 e portano i prodotti in Italia. L'altra piccola cosa, io sto benissimo, te lo dico sempre Mirella, ma le ultime scarpe che ho comprato qualche mese fa costavano 120, sono andate con lo sconto a 80 euro, ma sono sempre 160.000 lire, 80 euro ai 1.000 euro di pensione. L'ultima cosa Mirella, 10 secondi. 10 anni fa ho portato un figlio di una mia amica qua di Peschiera a AFI, all'ufficio del lavoro, e lì c'era un giovane e questo mi racconta che lavorava in un'azienda del Marmo, no? Qua a Verona, e dalla sera alla mattina 30 operai lasciati a casa perché il marmo, dice qua, costa 100-120 al metro quadro, arriva dalla Cina che costa 20-30, tra parentesi i dassi un po' ci vogliono. Se i cinesi adesso fanno le macchine elettriche che costano 30.000 lire e a farle in Europa costano 60-70,
Vi saluto, buongiorno, grazie Mirella. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Luciano, prego Luana Vendramini. Allora, ha centrato anche un altro punto, che le persone hanno perso potere d'acquisto. La scarpa che arriva dall'Asia, io parlo di scarpe ma lo stesso ragionamento vale per le auto, come ha accennato il signore, arriva nel mercato europeo ad un prezzo che è troppo basso rispetto a quello europeo. I dazi che ci sono oggi non aiutano a colmare il gap, la differenza. Però invito a una riflessione: se noi guardiamo a casa quello che abbiamo, ci rendiamo conto che il 90% delle cose che abbiamo a casa arrivano dall'Asia. Per cui l'Europa, se mette i dazi sulle importazioni asiatiche, sa che in contropartita avrà l'Asia che metterà i dazi sulle esportazioni europee. E noi abbiamo tanto da rimetterci da questa cosa, perché vuol dire che nei negozi non troviamo più nulla, perché il negozio purtroppo oggi dentro ha il 90% degli articoli, e parlo dalla tecnologia agli elettrodomestici, che arrivano da lì. Serve un cambio culturale in primis nel consumatore. Il consumatore deve stare attento quando compra di verificare la provenienza e prediligere quella che viene prodotta nel suo paese, perché da qui poi arriva l'occupazione e quindi arriva la capacità di spesa e si innesca un meccanismo che diventa positivo, non negativo come quello che stiamo vivendo oggi. Però, Luana Vendramini, spieghiamo anche come può costare un paio di scarpe da ginnastica, 300-400 euro, se il prodotto non viene fatto in Italia ma all'estero. Lì è il potere del marchio. Attenzione, ascoltate bene. Quello è il potere del marchio. Sappiamo che una scarpa che viene prodotta in Asia costa circa dagli 8 ai 12 dollari. Ok? Quindi arriva nel mercato europeo, considerati i noli e i dazi, a 15 euro, 15-20 euro. Ci sono poi i ricarichi dei negozi. I negozi moltiplicano per 3. Quindi vuol dire che sono scarpe che al consumatore finale arrivano tra i 39 e i 99 euro. Quelle che si posizionano a un prezzo più alto è perché in origine c'è un markup molto più alto per pagare il brand, perché il brand comunque per sopravvivere ha bisogno di investimenti di marketing enormi che ricarica ovviamente sul prodotto. Per questo ci sono calzature che costano 300-400 euro, non è il valore dei materiali della scarpa, è il discorso che bisogna pagare il marchio. Questo succede anche nell'alimentare. Diciamo che gli alimenti che noi vediamo alla TV, perché sono pubblicizzati, normalmente costano di più di quelli che troviamo a marchio del supermercato, perché non hanno i costi di marketing sopra. Allora noi abbiamo questo prodotto di lusso che comunque è in calo anche quello, che è molto in calo, il Fondaco a Venezia lo ha dimostrato molto chiaro, e poi abbiamo l'usa e getta, che io trovo la scarpa a 10-15 euro. La fascia di consumo oggi è tra i 39,90 e gli 89,90. Quindi lì è dove si colloca la fetta più grande di consumo. Allora, non le sembra, Luana, che forse la politica che doveva supportare un Made in Italy con un certo equilibrio abbia supportato un usa e getta che non viene prodotto in Italia, quasi niente, e soprattutto ha degli ampi spazi di mercato dove veramente voi fate fatica a resistere. È questo che io non riesco a capire, perché cioè, l'operaio, l'ha detto prima giustamente, il consumatore medio è un operaio che vive con questi ma come fa? Ma come potete fare? Ecco, io ho anche un banco solidale, Luana, e so cosa dico. Come fanno a capire che a un certo momento salterà il tappo? Perché il tappo salta se non prendono veramente delle contromisure. Il problema è che siamo molto vicini a quel momento lì. Brava, siccome nessuno lo dice, io invece ho il coraggio di dirlo in trasmissione, sarà perché vivo, ho gli ospiti anche competenti che lo dicono. Forse c'è qualcosa, Tarantelli, ecco, che la storia non ha insegnato niente, per vedere anche
e capire perché questo anniversario molto importante di Ezio Tarantelli. La storia non insegna niente, noi stiamo veramente uccidendoci con le nostre mani. Noi abbiamo l'operaio che è il meno pagato, non riesce neppure a sopravvivere, con 2 stipendi non riescono ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo gli artigiani che sono alla camera a gas, ne abbiamo perso tantissimi ed erano veramente, ecco, la chicca, erano il sangue proprio della spina dorsale del paese. Hanno colpito quelli e stanno ancora colpendo. In Italia chi non fa niente ciappa una montagna di skate, Tarantelli, e chi lavora non riesce a sopravvivere, nell'operaio, nell'imprenditore serio, nell'agricoltore serio. Cioè essere onesti in Italia cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Dove veramente imperversano le mafie da nord a sud e nessuno ha il coraggio di parlarne, Prego Tarantelli, prego. È un onore, ma io sono solo il presidente della fondazione. Intanto lo ricordiamo che è già una buona cosa. Esatto, quest'anno, qualche giorno fa, il 27 di marzo, abbiamo festeggiato la ricorrenza, ovviamente in modo tragico, la ricorrenza del 40° dal suo tragico assassinio, perché Tarantelli fu assassinato dalle Brigate Rosse mentre usciva da lezione. Lui faceva lezione alla Sapienza di Roma, fu assassinato con 14 colpi di mitra proprio per il lavoro che stava facendo in supporto al sindacato, in particolare per risolvere il nodo dell'impoverimento dei salari italiani. In quegli anni, stiamo parlando degli anni '80, i salari erano impoveriti da una spirale di inflazione molto più elevata di quella che abbiamo conosciuto anche in questi anni, che si era provato a bloccare con un automatismo che aumentava i salari al crescere del costo della vita. Questo automatismo, che si chiama scala mobile, in realtà aveva generato ancora maggiore inflazione e più disoccupazione. Tarantelli quindi proponeva al governo e ai sindacati, e poi effettivamente si andò in quella direzione, di scollegare l'incremento dall'inflazione verificata e di inseguire una cosiddetta inflazione programmata, cioè darsi un obiettivo inflazionistico per evitare che si generasse questa spirale. Però è interessante rileggere quegli anni, perché lui fu assassinato nell'85, grazie alle sue intuizioni fu battuta la scala mobile, l'inflazione a doppie cifre conosciuta fino a quel momento si fermò un anno dopo circa il suo assassinio, quando entrò in vigore quel meccanismo, ma l'Italia si ritrovò qualche anno dopo a dover entrare nell'euro, col famoso cambio che ricordava prima il vostro ascoltatore di quasi 2.000 lire per ogni euro. L'Italia, per entrare nella moneta unica, doveva mettere in sicurezza il bilancio dello Stato. Allora, per farlo ci fu un grande accordo tra governo, sindacati e imprese, che sostanzialmente nel 93, questo accadde nel luglio 93, sostanzialmente scambiò moderazione salariale, quindi salari più bassi, con la possibilità per il sindacato e le associazioni datoriali di incidere sulle politiche economiche del governo. Cioè sostanzialmente uno dei fattori su cui si pensò di mettere contemporaneamente in ordine il bilancio dello Stato, ma anche di rendere più competitive le imprese, fu l'abbassamento dei salari. Ahimè, quella impronta lì poi è rimasta tale quale. Cioè quel meccanismo, che era un meccanismo immaginato per la gestione di un periodo di crisi, è rimasto lo stesso anche nei decenni successivi, che sono stati decenni, eccetto alcuni momenti di crisi, decenni di espansione. Quindi noi ci siamo ritrovati nel periodo di espansione di produttività e di competitività ad avere dei vincoli salariali piuttosto rigidi, determinati da una contrattazione collettiva nazionale che tende a essere sempre al ribasso, e questo ha determinato il fatto che da quegli anni ad oggi i salari tedeschi siano cresciuti del 30% e i salari italiani, se consideriamo il potere di acquisto, siano diminuiti dell'8%.
Ma se i salari sono diminuiti dell'8%, è anche abbastanza ragionevole che poi le persone, i lavoratori, gli operai, gli impiegati non riescano a comprare il prodotto che costa 7, 8, 9 volte in più rispetto al prodotto asiatico e tende ad andare verso un prodotto più economico ma di minore qualità. Quindi in un certo senso ci siamo un po' fatti male dal soli, perché per rendere competitivo il nostro sistema e mettere in sicurezza il bilancio per entrare nell'euro abbiamo svalutato i salari, non siamo stati più capaci di rialzarli e questo ha generato lavoro povero, cioè lavoro poco pagato rispetto agli altri competitor europei. È vero, ma se il però, lavoro è poco pagato, che i politici hanno messo a riparo i loro salari, questo lo dobbiamo anche dire, però i loro salari invece sono stati messi a riparo. E che riparo hanno? Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, ma che c'è stato anche tanto che vanno a poco a comprare nei negozi, il fatto che fanno le spese online, stanno da casa, dunque i negozi non ci viene fuori il corriere. Qua vicino a noi c'è una signora, mi vedo i corrieri anche 2 o 3 volte al giorno, e il fatto che i negozi chiudono, se non hanno gente che va a comprare, rimanendo a casa comprano di tutto e di più, anche le piccole cose, e qua ha rovinato tutto. E adesso il proprietario di questa ditta grossa viene a sposarsi qua a Venezia a giugno, 3 giorni di festa, e noi paghiamo perché le tasse non le pagano qua, le pagano all'estero, e noi invece che siamo qua residenti dobbiamo pagare tutto. Un caffè in Piazza del Grano 1,30 €, vuol dire 2.600 lire delle vecchie lire. Non so se possiamo andare avanti così. E le pensioni e i stipendi sono rimasti quelli prima dell'euro. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, sentiamo come commenta Luana Vendramini sia le parole del dottor Massagli che delle telefonate che ha sentito. Io vorrei sdoganare un concetto, perché parliamo dei salari dei dipendenti. Siamo tutti consapevoli che i salari dei dipendenti sono bassi, in realtà hanno perso un potere di acquisto pari all'1,6%, perché è vero che l'inflazione è salita dell'8%, sono anche stati aumentati i salari, ma in modo meno proporzionale rispetto all'aumento dell'inflazione, per cui c'è una perdita di potere d'acquisto dell'1,6%. Però sdoganiamo il fatto che l'imprenditore si arricchisce a scapito dei dipendenti che diventano sempre più poveri, perché il problema vero è che dal 2000 in poi le aziende non guadagnano. Quindi se le aziende sopravvivono e basta, come fanno a pagare maggiori stipendi ai dipendenti? Quindi questo è un circolo che va affrontato in modo diverso. Dividiamo però tra imprenditore e imprenditore, perché non possiamo mettere tutti nella stessa barca. Ci sono imprenditori seri e ci sono anche prenditori, noi imprenditori. D'accordissimo. Allora dobbiamo capire che bisogna aiutare l'imprenditore serio, quello che veramente sta cercando di dare il massimo, anche con know-how e un artigianato che non si trova in altre parti, e dobbiamo far pagare quelli che veramente possono pagare. Ma sicuramente sì. E questo non viene fatto, perché? Perché in Italia si fa il solito caglierone, si butta tutto dentro, perciò l'imprenditore serio è visto come una persona che guadagna e che non vuole pagare il dipendente, perché io vi invito, perché spiegate anche chi siete, perché sennò la gente a casa, come abbiamo sentito, non riesce a capire l'importanza invece di capire quanta difficoltà l'imprenditore serio, quello che veramente sta cercando di tirare avanti e che ha creato un qualcosa di suo con tanto sacrificio. Difficoltà estrema, perché noi combattiamo. Guardate, io ho scritto anche al Parlamento l'anno scorso. Hai ricevuto risposta? Non ho ricevuto risposta.
Perché noi combattiamo contro il mercato, contro i clienti, contro i fornitori, ma combattiamo anche contro lo Stato, che tecnicamente è quello che dovrebbe aiutarci. E combattiamo in modo pesante contro lo Stato, perché lo Stato non sta aiutando le categorie imprenditoriali, almeno non quella alla quale io appartengo, la sta massacrando per tutta una serie di motivi che non è il caso adesso di tirar fuori. Sul discorso che ha detto la signora dell'online, la settimana scorsa per la prima volta le vendite online hanno superato le vendite nei negozi. Per cui, questo è il motivo per cui io parlo di crisi strutturale e non di crisi fisiologica. Perché quello che penso io è che il modello di business che abbiamo noi in Italia sia diventato obsoleto. E credo che ci sia veramente la necessità di un ripensamento a 360 gradi, altrimenti non vedo un futuro per le imprese italiane. Dottor Massagli, come commenta le parole di Luana Vendramini che dobbiamo rivedere il sistema che non funziona più? Prego. No, io credo che anch'io che il sistema debba essere rivisto e che quando i cambiamenti sono così strutturali è difficile pensare di vederlo tornando indietro, perché il fenomeno per esempio dell'online non è un fenomeno arrestabile normativamente. In più l'Italia, a differenza degli anni di cui parlavamo prima, gli anni di Tarantelli per intenderci, non ha più in mano alcune leve per poter fare politiche industriali, perché banalmente la moneta non è più gestita dall'Italia, perché il sistema del commercio è in buona parte anche di competenza europea e perché noi siamo un paese, a differenza di allora, di 58 milioni di abitanti in continua decrescita. Cosa vogliamo essere a livello mondiale con un numero di abitanti di questo genere? La Cina ha 1,4 miliardi abitanti, quindi la Cina potrebbe sopravvivere col mercato interno. Un paese come l'Italia ha bisogno di esportare, ha bisogno di dialogare con l'esterno. Allora dobbiamo in qualche modo tenere conto di tutti questi fattori nell'immaginare un sistema, una riforma più strutturale anche del nostro sistema economico-industriale, sapendo che indietro rispetto ad alcuni di questi è un pochino difficile tornare, perché immaginare, no, di vivere il futuro senza il commercio con l'estero per un paese come il nostro, che resta ancora la quarta bilancia commerciale manifatturiera del mondo, e immaginare di poter isolarsi, in questo senso secondo me non funzionerebbe. Eh sì, perché non a caso sia Putin che Trump stanno guardando alla Cina, all'India, stanno guardando non sicuro all'Europa. Questa è l'Europa che fa fatica a capire. Ecco, io ho avuto un ospite che ha detto che i veneti si imbaucai, dottor Massagli. Io direi che anche l'Europa è un po' imbaucata. Ecco, usiamo questo termine che a noi veneti piace molto. Forse sarà il caso che si dia una svegliata, perché queste imprese non è che possono aspettare in eterno. Le associazioni di categoria non vengono ascoltate, l'ha detto anche prima, avrebbero anche le idee chiare, come dice lei, perché sanno il potere che hanno all'interno, questa capacità di creare dal niente, questa capacità enorme che abbiamo nel DNA, perché siamo dei creativi ma non sappiamo venderci, questo è il dramma nostro, e qualcuno ne approfitta, Andiamo da Graziano. Vai Graziano. Pronto? Sì, prego. Allora, scusami, io davo il 5 per 1000. Vai. Allora, siccome in questo paese Italia c'è tanta confusione, e parlo anche all'Alberto, qui c'è un paese matto, compreso Venezia e Macron, che è ritornato uno che è fallito a Marghera, dei scaffali, e lavorare in mezzo all'economato della sanità, due fratelli, un coglione venuto da fuori con una critica francese del 74 che facciava anche quello
e portare tanti immigrati, cavare via i schifisi dalle aule, ma tutto male. E la conclusione può venire anche dai scheletri di qualcuno che ha sull'armadio di quel cognome con la V, oltre che il vaillon, metti insieme e tutte Grazie Graziano, allora andiamo a vedere cosa riuscivamo a fare una volta, facevamo tutto ma creavamo la bellezza, andiamo a vedere l'Amerigo Vespucci. Vediamo se parte il servizio. Ecco. Un centinaio di imbarcazioni di tutti i tipi, a remi, a vela e anche piccoli barchini a motore, ha tributato il suo saluto alla grande nave scuola della Marina Militare Italiana e dopo 2 giorni di pioggia e maltempo che comunque non sono riusciti a fermare l'affetto di migliaia di persone visitatori che hanno pazientato per ore prima di poter salire a bordo, è arrivato finalmente anche il sole a rendere per Venezia un momento indimenticabile. Il corteo acqueo, con in testa la Serenissima al timone Giovanni Giusto e presente il sindaco Luigi Brugnaro, si è messo in movimento da Punta della Dogana per abbracciare i Vespucci e rendere omaggio così alla Marina Militare Italiana, un ringraziamento e un insegnamento di pace. Un effetto reso ancora più suggestivo dai potenti getti d'acqua dei rimorchiatori. In 50.000 hanno potuto ammirare un gioiello dell'Italia nel mondo, la nave più bella del mondo. I numeri ufficiali verranno dati solo nelle prossime ore, ma Venezia ha assistito a un vero e proprio bagno di folla lungo tutta l'Arsenale Castello, anche per coloro che non sono riusciti a salire a bordo. Una giornata di festa davvero indimenticabile che ha unito tutte le generazioni. Ci siamo ritrovati in Ponta della Dogana dove abbiamo creato una grande, grossa rappresentanza, una trasversale presenza di imbarcazioni che fruiscono quotidianamente della laguna e tutti assieme ci siamo portati con un corteo lento fino al bordo della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata a Castello sulla riva di San Biagio. E là, dopo l'inno di Mameli, l'inno nazionale, seguito dall'inno di San Marco, l'inno di Venezia, abbiamo ordinato l'alzaremi e reso omaggio e onori alla Amerigo Vespucci. Allora, Luana Vendramini, questa bellezza grazie a questi artigiani, perché questi artigiani che sapevano gestire il bello con l'equilibrio. Guardate cosa siamo ridotti, no? Ma guardate, facciamo cubi adesso al posto delle case, tutti cubi, sarà anche bei dentro, ma vederli per forza da spararsi. Grattacieli, chi lo fa più alto, più strano, facciamo le piramidi agli architetti. Cosa sta succedendo, Luana Vendramini? Allora, io penso che questa vena creativa che ha sempre contraddistinto soprattutto noi popoli del nord Italia ce l'abbiamo ancora. Penso che siamo un po' avviliti e quindi che siamo un po' spenti, perché tutte le iniziative che vengono prese in qualche modo poi vengono o bloccate o non arrivano ad avere i risultati che uno si pone e alla lunga questo secondo me porta anche a un avvilimento. Io credo che come dovrebbe essere? Io penso che lo Stato dovrebbe incentivare ed aiutare anziché bloccare, per cui serve proprio uno switch nelle modalità e nel rapporto tra chi produce e lo Stato. Ci sono bandi che vengono promossi dall'Unione Europea che le aziende non prendono perché sanno che accedere al bando significa tirarsi dietro una rogna con lo Stato italiano che è infinita, quindi perdiamo opportunità. Veramente io da imprenditore sento lo Stato nemico, per cui se vogliamo che la nostra vena creativa, quello che ci ha sempre contraddistinto,
ci dia quell'appeal in più che ci permette di fare la differenza anche nel mercato, abbiamo anche noi bisogno di essere sostenuti. È come i bambini che hanno l'entusiasmo di fare le cose, però se hanno degli adulti di riferimento che ti bloccano in ogni cosa che fai, alla fine finisci per non farla più. Infatti siamo come i bambini, perché i bambini chiedono perché, perché vogliono capire. E io adesso che invito tante volte questi artigiani, questi commercianti, questi operai, ma chiedo: perché mi fai questo? Perché siamo presi così dalla quarta potenza mondiale, siamo arrivati a ultimi o penultimi? Dottor Massalli, cosa dice? Cosa è successo? Quello che lei diceva... Perché quasi quasi la colpa è nostra, no, quasi quasi siamo noi che non riusciamo a fare gli imprenditori, che non sappiamo investire, che non sappiamo lavorare, che non abbiamo voglia di lavorare. Cioè, ci spiega un po' dal suo punto di vista, dottor Massalli, invece cosa sta succedendo con la politica, che forse abbiamo sbagliato mettere delle persone nel posto sbagliato, con una poltrona importante, una poltrona veramente che poteva dare i suoi frutti? Che è la competenza. Forse sono anche le poltrone che hanno un qualche virus, perché in realtà questi errori sono stati compiuti dagli anni 90 ad oggi, e dagli anni 90 ad oggi abbiamo avuto governi di destra, di sinistra, di centro, governi tecnici, e purtroppo nessuno di questi è riuscito a superare un certo approccio della nostra legislazione, soprattutto lavoristica e fiscale, che tende a essere abbastanza ostile all'impresa. È una legislazione tarata sul pubblico, sul parapubblico, anche la tutela, se vogliamo, di welfare di molte situazioni, ma difficilmente noi abbiamo avuto una legislazione che ha visto con buon occhio, aiutato le attività di impresa, e questo alla fin fine, alla lunga, la si paga. Poi certo c'è anche un po' di fiacchezza generale. Questo interessa a tutti, interessa la politica, interessa il mondo della cultura, interessa anche il mondo dell'imprenditoria. Certamente dopo anni di sofferenza un po' di fiacchezza generale incomincia ad esserci. L'Italia sta vivendo un drammatico declino demografico, ma non è solo un declino demografico in termini biologici, è un declino demografico anche in termini economici, perché costantemente ogni anno il numero di imprese in Italia scende, quindi imprese chiudono e imprese non aprono. Il numero di brevetti in Italia scende costantemente. Quindi l'Italia è come se fosse demotivata, come ha detto l'ultimo rapporto del Censis, no? Come se fosse fiacca e demotivata. E questo lo si vede in tutti gli aspetti, lo si vede nella legislazione, lo si vede nell'economia, lo si vede nelle vite delle persone, e quindi anche poi la demografia intesa in termini biologici. E noi dobbiamo contrastare in qualche modo questo incedere, questo avanzare di un senso di smarrimento. E allora secondo lei chi è che si dovrebbe muovere, dottor Massalli? Perché noi non riusciamo a muoverci, gli imprenditori non riescono a muoversi. Quando io dico tutte le mattine che il mondo del volontariato, che ha supportato la politica anche durante la pandemia, deve girare col commercialista e pagare per fare il volontario, la dice tutta su quella che è la strada che qualcuno ha deciso di prendere. Prego. Tutti dobbiamo muoverci, la politica è l'espressione, volente o nolente, la politica è l'espressione di un popolo, e quindi se il livello della classe politica va terribilmente a diminuire, questo dovrebbe accenderci qualche domanda anche sulla vita delle comunità, la vita nei territori e sul livello culturale generale. Quindi ognuno nel proprio piccolo deve muoversi. Io diffido totalmente da chi crede che il primo da muoversi debba essere lo Stato, debba essere la politica. Noi siamo cresciuti in un paese che nonostante lo Stato ha fatto grandissime cose, e dobbiamo riuscire a mantenere questa vitalità.
Ma non so se sono tanto d'accordo, dottor Massagli, perché finché non cambiano la legge elettorale e abbiamo i listini bloccati e ci mettono chi vuole o chi vogliono loro, capisce bene che non è che facciamo passi da gigante. Però Mirella, in Regione Veneto, dove nelle regionali non ci sono i listini bloccati, e non è che la situazione delle regioni italiane sia molto meglio di quella dello Stato. No, è vero, però in Europa non ci sono i listini bloccati, carità, e non direi che la situazione del Parlamento europeo sia molto migliore. No, ma ha ragione, però non saranno i listini bloccati, ma ci sono le persone che vogliono loro. Allora questo la dice lunga, è difficile fare un cambiamento, tanto è vero che io continuo a dire che darei il voto ai sedicenni per cercare di cambiare anche questo modo, visto che diamo loro il patentino e li mettiamo su una strada, allora diamo anche loro la possibilità di esprimersi, che non sono così ignoranti o incompetenti come qualcuno pensa. Allora sentiamo, sì, prego. Mi permetto di dire una cosa sul commento sul fatto che i brevetti sono in diminuzione. Ci sono stati anni in cui abbiamo inventato tantissime cose, ma dobbiamo tenere presente che entriamo in un circolo vizioso, perché per investire servono risorse. Cioè, affinché le aziende investano su progetti nuovi servono risorse. Se c'è il calo della domanda, calo delle commesse, le aziende non lavorano, non hanno le risorse nemmeno per fare investimenti minimi. Tant'è che quello che io sento anche dai miei, diciamo, da aziende simili alla mia, la prima cosa che viene bloccata, e questo potrebbe essere visto come un errore, ma in realtà è una necessità, sono proprio gli sviluppi di nuove tecnologie o di nuovi prodotti, perché sono attività molto costose che hanno bisogno di essere supportate dal reddito aziendale. Se viene a mancare il reddito aziendale è difficile poi sopportare queste attività, anche perché teniamo presente che se calano le vendite, anche se inventiamo qualcosa di nuovo, la prospettiva è quella di venderne anche poco, per cui non hai il ritorno dell'investimento che hai fatto, e un'azienda deve avere il ritorno dell'investimento che fa. Il rischio è quello di entrare in un circolo vizioso in cui a un certo punto diventa veramente difficile capire come uscirne. Entrare entro, ma dopo uscirne? Esatto. Anche perché presentare un brevetto non è che costi 100 euro, ecco, chiariamolo. Costa anche moltissimo. Questo. Perciò anche io sono brava, sono riuscita, ma se non ho i soldi da presentare il brevetto, da chi vado? Ecco, oppure lo svendo, lo do a qualcuno più furbo di me. Abbiamo Livio, vai Livio. Irella, ciao, saluto tutti i tuoi ospiti. Si parlava prima che i lavoratori dipendenti non percepiscono poco perché come si dice, pagano molto di tasse e percepiscono poco. Insomma, bisognerebbe che lo Stato lasciasse più soldi, facesse pagare meno l'imprenditore di tasse, ecco che l'imprenditore potrebbe pagare un po' di più i suoi dipendenti. Grazie. Grazie Livio, è anni che qualcuno lo dice, ma si vede che ascoltano ma non sentono che è diverso, è molto diverso. Hanno bisogno di fare cassa. Hanno bisogno di fare cassa, avete capito cosa ha detto Luana Vendramini. Allora, dottor Massagli, come ci saluta, con quale messaggio vuole lasciarci? Prego. No, col messaggio che io spero che la prossima volta che avremo modo di risentirci i dati siano migliori, ma indipendentemente dai dati peggiori o migliori, e ripeto, questo noi abbiamo finito il rimbalzo positivo post-Covid, per cui molti indicatori adesso incominciano a girare di segnale, permane positivo quello dell'occupazione, ma ci si aspetta che anche questo nei prossimi mesi, se non ricrescono i dati sulla produzione industriale, sul commercio, tenderanno a scendere anche questi. Però indipendentemente da questo, ognuno nel proprio piccolo deve provare a fare la sua parte, per cui questo vale per chi fa impresa, vale per chi ancora studia, vale per chi fa cultura, vale per il terzo settore, che forse è l'eccellenza ancora più grande del nostro paese, perché da una situazione di questo genere non se ne esce con l'impegno solo di qualcuno della filiera, c'è bisogno di tutti, e questo rende la sfida estremamente più complessa.
Grazie veramente, grazie al dottor Emanuele Massagli, presidente anche della Fondazione Ezio Tarantelli, di essere stato con noi, e di questo messaggio ho avuto il presidente del CENSE, devo dire la verità, che le cose non vanno per niente bene come ha detto lei, però noi siamo ottimisti, Luana, dobbiamo essere ottimisti, non sperare. abbiamo alternative. Non abbiamo alternative, magari curando di più quei giovani che abbiamo ancora la fortuna di avere e farli rimanere qui nel nostro paese. Prego, come ci saluta Luana? Allora, io faccio proprio l'invito a tutti a fare una riflessione. Ponete attenzione a quello che comprate. Guardate la provenienza, scegliete prodotti fatti in Europa, se non in Italia, costano un po' di più, ma alla fine, se tutti abbiamo questa visione, garantiamo posti di lavoro per i nostri ragazzi, garantiamo la crescita industriale del nostro paese, quindi alla fine ne abbiamo un beneficio. Non trascuriamo questa cosa. Bisogna stare attenti all'acquisto che facciamo, sì. Ecco, spendere quel giusto per avere anche un prodotto di un certo tipo, diciamo, senza proprio comprare quei prodotti che proprio usa e getta, ecco, danno il tempo che però purtroppo, Luana, io devo dirle la verità che ho famiglie che con 2 stipendi fanno fatica, lo so. Perciò capite che arriva il banco solidale. Devo dire la verità che sono veramente preoccupata. Comunque siamo ottimisti, dobbiamo farcela, uniamo le forze, però forse, lo dico anche al dottor Massagli, forse la competenza, ecco, noi abbiamo le forze, abbiamo anche la competenza, forse qualcuno e le segreterie dei partiti devono capire che devono mettere la competenza, noi ci fidiamo anche dei nomi, ma che siano nomi competenti, dottor Massagli, che delle volte io vado su certi posti, ma chi lo ha messo questo qua, ma chi lo ha messo qua? E che, come me chissà quanti si faranno questa domanda. Grazie, 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 pubblicità. Francesco Soligo, sindaco di Villorba, finalmente sono riuscita ad averlo in trasmissione, finalmente. Peso del Papa sto sindaco, però sono riuscita, Saluto anche Giorgio Pavan, direttore ISRA, ecco, parleremo anche di questa RSA, ne ho parlato tutta la settimana, voi lo sapete, e saluto anche Gianni Oliva, storico giornalista. Buongiorno anche a lei, Oliva, di essere qui con noi, quante cose questa mattina che abbiamo sentito una depressione che riguarda tutti i settori, che fa veramente impallidire, rabbrividire, pensando che eravamo la quarta potenza mondiale, il ricco nord-est che non c'è più, e soprattutto questi imprenditori, quelli seri, quelli sani, quelli che cercano ancora di far capire che ci sono, questa creatività che abbiamo nel DNA che è buttata all'angolo. Allora inizierei proprio dal sindaco Soligo, che ha portato anche 3 libretti, guardate, per capire che Villorba si sta muovendo, conosciamo Villorba, scopriamo Villorba e giustiamo Villorba. Prego sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti, buongiorno ai telespettatori. Sì, noi con i nostri imprenditori stiamo facendo dei percorsi per valorizzare quello che è appunto l'imprenditorialità locale, quindi scopriamo Villorba, ci sono tutti i nostri piccoli esercenti di vicinato dove si sono messi in gioco e scrivono qual è la loro attività. Poi conosciamo Villorba. Villorba ha 18 ville venete, tutte classificate ville venete, alcune di queste sono visitabili e abbiamo pensato appunto di fare un opuscolo per spiegare dove e cosa sono. E poi gustiamo Villorba. Grazie alle nostre cicchetterie, botteghe di venete, sono state riconosciute anche dalla Regione, e agriturismo, abbiamo fatto anche qui un folder dove vengono uniti tutti da una pista ciclabile. Il bello di queste cose è che gli stessi villorbesi non conoscevano. E quindi cerchiamo, assieme al distretto del commercio, che si chiama Qualis Vita, di rendere, informare soprattutto chi ci abita, chi ci vive a Villorba, ma anche i comuni limitrofi, di queste eccellenze. Allora io ho detto giustiamo Villorba, perché con questi 3 opuscoli il sindaco cerca di fare questo, di unire le forze per far capire cosa c'è nel territorio, e per fare questo bisogna mettere assieme. Bisogna investire. Ago e filo, mettere assieme associazionismo, volontariato, imprese, commercianti, imprenditori,
perché se li mettiamo assieme, riusciamo a far squadra, abbiamo una forza che voi non avete idea di quale forza abbiamo. Però Giorgio Pavà, c'è un però, che c'è una popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovane, che ha bisogno di tante cose, di tante cure, e abbiamo giovani fuori di testa e non riusciamo a capire come mai i giovani, il volontariato non ha giovani, o tutte le associazioni disperate non riusciamo ad avere giovani, sono preoccupati. Abbiamo la burocrazia che ci sta impedendo di andare avanti, siamo fermi completamente, cambiamo sempre nome ma non andiamo da nessuna parte. Eppure qualcosa si può fare, bisogna unire le forze e fare una comunicazione corretta. Prego Giorgio Pavà. Beh, l'argomento è vasto. Quello che io posso dire è che ad esempio qui il sindaco ha unito tutto con una strada, no? Con una una ciclovia, e questo è importante. Il lago Il Filo è costituito dalla ciclovia che aiuta così in qualche maniera le persone a visitare e a conoscere i luoghi peraltro della propria città, non solo diciamo gli stranieri tra virgolette, ma anche quelli della propria città, e questo mi sembra importante. Nel nostro caso mettere insieme le persone, abbiamo cercato ad esempio di farlo, noi abbiamo, come dire, forse la categoria più numerosa, che sono gli anziani. E ciò che è importante ricordare è che gli anziani votano, e votano dopo i 65 anni, insomma, incontrano tanti problemi. Ritengo che la politica, come ha appena dimostrato peraltro il sindaco, è il trait d'union, come dire, delle questioni, ed è davvero la responsabile delle, come si dice, delle politiche territoriali, cioè facilitare le aggregazioni, facilitare la soluzione dei problemi è compito della politica. Adesso sta a tutti i cittadini, ad esempio, a fare un'analisi di come siamo presi con il tema dell'invecchiamento della popolazione, con le nascite zero. L'altro giorno ho letto nel Gazzettino c'era l'inaugurazione di un'area in un comune, d'accordo, vicino all'anagrafe, di un'area sosta per eventualmente le donne con bambini piccoli prima dello sportello, per cambiare il bambino. E quello è intervenuto un direttore generale, il sindaco, gli assessori per un'area sosta, dicendo che quello era per facilitare il tema delle nascite. Cioè, mi sembra che abbiamo sbagliato le proporzioni. Cioè, noi dobbiamo davvero dobbiamo diventare più seri nell'affrontare queste questioni, e io penso che se non ci siamo appunto svegliati finora, la sveglia ce la darà lo tsunami che sta arrivando. Io ho quotidianamente decine di famiglie disperate che non sanno che cosa fare, ma non perché non vogliono bene, non riescono da sole a risolvere i problemi. I SCEI da soli non basta, e siccome i SCEI è stato ciò che ha diviso le persone le une dalle altre, d'accordo? Senza pensare a un valore, il tema che non si trovano i giovani interessati alle associazioni di volontariato piuttosto che interessati alle scuole sociali, diciamo di assistenza e di cura delle persone, che sarà un motivo da qualche parte, no? Non è forse un motivo culturale? Certo. Non è forse il dio denaro che in qualche maniera ha obnubilato? I giovani vogliono fare come si dice all'interno quelli che condizionano, no? Gli influencer. Non puoi fare l'impiegato, l'addetto, l'assistenza, l'infermiere, devi fare l'influencer, capito? Sentiamo cosa ne pensa Gianni Oliva, ecco, di quello che ha sentito e di questo momento drammatico per i giovani che sono visti male, non hanno voglia di far niente, sono 4 delinquenti, perché stanno passando un messaggio veramente devastante. Io invece ho dei giovani meravigliosi, li ospito sempre volentieri, hanno le idee chiare, e soprattutto Oliva, quello che ho sentito dall'ultima ragazza che ho avuto, che ha detto: il futuro saremo noi, e siamo ottimisti, ce la faremo un passo alla volta ad avere in mano noi il futuro. Prego Gianni Oliva. Allora, intanto buongiorno, grazie dell'invito. Devo dire che quello che ho sentito in questo spezzone di trasmissione, anche nel dibattito precedente,
è una situazione nel nord-est ma che si ripropone qui nel nord-ovest. Io vivo qui a Torino, e qui per esempio un tessuto industriale lo si sta faticosamente ricostruendo dopo la fine della cultura della Fiat e quindi dell'industria legata alla monoproduzione. E il grande ostacolo che si trova non è nello Stato in quanto Stato, lo Stato non può non esserci, ci mancherebbe, è che i lacci burocratici che lo Stato ha messo sono paralizzanti per tutti, ma lo sono non soltanto per l'imprenditore privato. Io sto facendo il presidente del Conservatorio di Torino, che è un istituto di alta formazione artistico-musicale, AFAM, e quindi una struttura pubblica. Le difficoltà che si incontrano ogni qualvolta si cerca di fare qualcosa. Non voglio farvi perdere tempo, ma abbiamo acquisito insieme all'Accademia Albertina, che è l'alta formazione artistica, un palazzo nel centro di Torino, proprietà della Cassa Depositi e Prestiti. L'abbiamo acquisito per partecipare ad un bando fatto dal Ministero dell'Università e della Ricerca per finanziare ristrutturazione. Allora, per poter partecipare a questo bando dovevamo dimostrare di essere proprietari di questo locale, ma per poter comprare questo locale dobbiamo vincere il bando. Allora abbiamo dovuto ottenere un finanziamento da parte di una banca privata che coprisse. Poi abbiamo dovuto dimostrare all'Agenzia delle Entrate che il prezzo che ci veniva fatto era un prezzo congruo. Per dimostrare che era un prezzo congruo abbiamo dovuto far fare una perizia da uno studio di architetti. Allora, per fare tutto questo percorso ci abbiamo impiegato dei mesi. Se si faceva una conferenza di servizio, chiamiamola così, tra quei 4-5 soggetti, il tutto era risolto in 2 giorni. Il problema è che quando la politica è debole, la burocrazia diventa forte, ed è la ragione per la quale da 30 anni i lacci si sono intrecciati e sovrapposti. Detto questo, per quanto riguarda i giovani, io non credo affatto che i giovani siano dei demotivati, siano dei lazzaroni che non hanno voglia di lavorare. Io credo che i giovani stiano vivendo, intanto i giovani che vanno sui giornali e quelli di cui si parla sono quelli che delinquono, ma non sono paradigmatici di quella che è la gioventù di oggi. I giovani oggi credo abbiano una profonda differenza di prospettiva rispetto alla generazione mia. Io ho 73 anni, sono nato nel 52, sono cresciuto nella fortuna del boom economico. Siamo quella generazione che non ha vissuto i prezzi precedenti, quelli della guerra, ha vissuto ed è cresciuta nel boom economico. Il boom economico voleva dire che il futuro era a 360 gradi. Tutti pensavamo di poter diventare quel che volevamo. Poi non era vero, perché poi le condizioni sociali di partenza hanno influito e come ci mancherebbe. Ma dal punto di vista della rappresentazione del futuro era estremamente positiva. Oggi c'è esattamente la percezione opposta, e c'è una percezione opposta perché, per tante ragioni. Intanto perché stiamo vivendo una fase di instabilità internazionale legata al fatto che i sistemi di relazioni internazionali sono saltati. Da che mondo è mondo c'è una nazione più forte che comanda e ce ne sono altre più deboli che obbediscono. Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, per la prima volta nella storia un sistema di relazioni internazionali non è caduto né per una guerra né per una rivoluzione, ma per l'implosione interna di uno dei 2 soggetti. E questo ha determinato uno stato di precarietà e di confusione che è quello che oggi ci portiamo avanti in un modo più drammatico per quello che succede in Palestina, per quello che succede in Ucraina, ma che è la conseguenza di questo sistema di relazioni venuto meno. Guardate che in Palestina guerre ne hanno combattute dal 1948 in poi spesso, ma nessuna guerra è durata 1 anno e mezzo con queste devastazioni, perché interveniva un sistema di relazioni internazionali che era bloccato. Loro i giovani stanno vivendo da un lato questa situazione di precarietà e di insicurezza generale che viviamo tutti. In secondo luogo vivono una mancanza di ottimismo di prospettiva, che è quello che in qualche modo muove le energie. Terzo, stanno vivendo in un'atmosfera dove ormai da decenni
si è affermata la dimensione individuale rispetto a quella collettiva. Guarda, la generazione che aveva fatto la guerra e che poi ha fatto le società occidentali del dopoguerra era basata su una forma di partecipazione, era un modo collettivo di uscire dai problemi. Aspetti Oliva, perché c'è il presidente, il direttore Pavan che vuole intervenire e commentare aggiungendo qualcosa. Prego, direttore. No, era proprio quello a cui accennavo, assentivo proprio a quello che diceva il nostro collegamento da Torino e dicevo proprio che l'individualismo è diventato, come dire, un modello imperante che non aiuta, diciamo così, i giovani ad affrontare la situazione di precarietà e di instabilità. Alle volte ho l'impressione, e non sto parlando dei giovani più fortunati, i giovani più fortunati, ahimè o bene per loro, vanno all'estero, fanno esperienze di altro tipo. Il problema sostanziale è per i giovani meno fortunati che hanno meno strumenti e sono una grande maggioranza e la maggior parte dei quali, come dire, per i quali il sogno spesso non c'è e quando c'è, diciamo così, finisce presto. Allora da questo punto di vista cercare forme di aggregazione che vanno oltre, diciamo, lo smartphone potrebbe essere una cosa importante. Allora, infatti è quello che sta facendo il sindaco Soligo, dare un'opportunità alle persone, ecco qua. Allora, cominciamo intanto a non dividere più tra giovani, ma parlare di persone, di unire le persone, di dare loro la dignità di partecipare. Prego, sindaco. Infatti io volevo spezzare una lancia per i giovani. I dati dell'ULSS presentati venerdì scorso dicono che l'83% dei giovani sono, diciamo così, tra virgolette, a posto. C'è quella minima percentuale che è deviante e poi si conseguono tutti i problemi che portano a una deviazione giovanile. Bene. Io 8 anni fa ho creato uno skate park. Una cosa che qui nelle nostre regioni non era così scontato che ci fosse, ma non l'ho creato io, non l'hanno creato i tecnici del comune. Ho individuato questi ragazzi che andavano a skateare nel dopolavoro ferroviario, nella stazione vicina, quindi anche in un contesto pericoloso, e gli ho chiesto: ma perché invece di skateare vicino ai binari, perché c'erano le rampe dei vagoni, non venite all'ufficio tecnico e costruiamo lo skate park insieme? Dopo un anno lo skate park è nato, abbiamo 250 iscritti che vanno dagli 4 anni ai 35 anni, perché è uno skate park dove si fanno anche incontri a livello campionati nazionali, ma l'hanno costruito loro, perché loro erano gli esperti dei sport di strada. Quindi abbiamo intercettato quei giovani che non vanno a fare calcio, che non vanno a fare basket, che non vanno a pallavolo, ma che giocano in strada. Che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa, quindi coinvolgerli. La stessa cosa l'abbiamo fatta con la protezione civile. È nata da 2 anni la protezione civile comunale di Villorba e abbiamo 35 iscritti, di cui il 90% è sotto i 35 anni. Però c'è un però che noi dobbiamo pensare anche ai diversamente giovani. Certo. Io ho avuto sindaco una donna di 90 anni, una mattina si è presentata qui, prima aveva preso la bicicletta, poi la corriera, per farmi capire e far capire, era seduta su quella poltrona là, l'ho fatta accomodare perché era stata una cosa inaspettata, non mi aspettavo, io sono viva, io voglio vivere, non mi interessa niente dei miei figli, e qua lo dico anche a Oliva, che mi vengono a trovare a mangiare 10 minuti e poi scappano e non fanno una parola. Io voglio partecipare. Oliva, forse è come dico io, abbiamo troppo diviso, troppo etichettato, abbiamo sentito prima Alessia, diversamente agile, che ha detto io devo fare le stesse cose degli altri, ma cos'è questa cosa? Perché io non posso partecipare? Forse i giovani in generale, assieme ai diversamente giovani, anche se so che Giorgio Pavan non piace questa parola, li chiama anziani, ecco, assieme forse possono dare quelle risposte che noi tutti aspettiamo da loro, che è la partecipazione, il coinvolgimento, essere protagonisti assieme, quello che sta facendo il sindaco. Oliva. Ma guardi, io penso che sicuramente la partecipazione è la risposta.
Poi non credo alle grandi rivoluzioni, credo che ognuno dovrebbe fare un pezzettino nel proprio settore. Allora, senza immaginare delle rivoluzioni epocali, potremmo fare alcune cose. Per esempio, nella parte precedente del programma parlavate del fatto che abbiamo una classe dirigente impreparata e inadeguata a livello politico. Verissimo. Non è così vero che, anche se lo si dice, che ogni popolo ha la classe dirigente che si merita, nel senso che credo ci siano delle capacità e delle competenze molto maggiori di quelle che sono rappresentate in Parlamento, ma se si facesse intanto una riforma banale che non costa nulla, per cui prima di candidarsi ed andare in Parlamento a Roma bisogna aver fatto qualche esperienza amministrativa, bisogna aver fatto il sindaco o il consigliere comunale, ma non di Torino, di Milano, di un qualsiasi centro, e così si comincia a capire che cos'è una delibera, cos'è una determina, cos'è uno storno, cos'è un bilancio. Ecco, sono cose elementari che si potrebbero fare. Un'altra cosa, sto parlando a random da un settore all'altro, nella scuola bisognerebbe intanto introdurre il senso di importanza della scuola. Guardi, i ragazzi spesso considerano la scuola non importante perché non importante viene considerata dalle famiglie. È vero che 50 anni fa con un diploma si trovava lavoro e oggi con un diploma si stenta a trovare lavoro, però è anche vero che oggi se non hai un diploma e le competenze base che il diploma ti garantisce, per forza non trovi lavoro. Allora devo correre, Oliva, devo fare tante domande, abbiamo il tempo tiranno purtroppo. Sindaco, come commenta le parole di Oliva? Sono pienamente d'accordo con quello che dice il professore, cioè, anche dal mio punto di vista io ho iniziato in amministrazione nel 2006, quindi ho 60 anni. E ho iniziato come consigliere comunale per poi farmi 10 anni di assessorato sociale, politiche giovanili, istruzione, per poi arrivare a fare il sindaco. Quindi sono pienamente convinto di quello che ha detto, che bisognerebbe provare sul proprio territorio, avere un incarico come consigliere, assessore del sindaco, per poi andare un po' più alto dove... Ma dovete dirlo alle vostre segreterie, lei fa parte io lo di dico, Mirella, un partito importante, il sindaco è della Lega, perciò penso che la Lega sia il governo, e anche da tanti anni forse qualcuno non ha ascoltato bene sindaco, però, anche perché se è d'accordo con quello che diceva Renzi, allora Italia Viva, perché era lui che voleva portare i sindaci, mi sembra, ed era arrivato al 47% come gradimento, poi si magna tutto, però l'idea, e noi siamo andati a un referendum che non sapevamo neanche cosa votare, ad esempio le trivelle, perché quello era l'importanza. Ecco, Giorgio Pavà ride, però questa è la verità, ci fanno votare dei referendum, non sappiamo neanche cosa sono, dove veramente potremmo dire la nostra anche sul fine vita, non ci fanno votare, perché questa è la politica incompetente. Pavà. No, sottolineo un aspetto che è dato dalla mia devianza professionale, ed è questo. Ha ragione Oliva quando dice aiutati che il cielo ti aiuta, cioè un minimo di autoimprenditorialità, ma io sono preoccupato per tutte quelle persone che l'autoimprenditorialità non ce l'hanno o fanno fatica ad averlo. Ad esempio, dopo i 75 anni il 50% delle persone anziane abitano da sole e la solitudine non aiuta l'autoimprenditorialità, cioè io dico, se non c'è uno Stato sociale che si preoccupa di queste persone, corriamo il pericolo che queste persone, come dire, minimo si deprimano, insomma, e interrompono le relazioni, perché un discorso è essere abili, tra virgolette, e poter agire, avere la forza per poter fare le cose, ma non tutti hanno la forza. L'Istat l'altro giorno diceva che il 12-13% anche di persone occupate non arriva alla fine del mese e quindi vanno sotto il livello diciamo di povertà. Di fronte a queste cose, allora, per chi ce la fa, io sono contento che ce la faccia, e meglio se ce la facciamo aggregando valori comuni, significati comuni, perché altrimenti da soli puoi diventare il più grande capitalista del mondo, ma poi diceva Marx si rovescia il sistema se sei l'unico capitalista. Cioè, voglio dire, Bezos che viene a Venezia e che ferma tutta Venezia, mi viene da ridere, insomma, ecco, cioè è un'immagine proprio plastica di come siamo presi. Però... E allora dico,
Attenzione a queste cose, perché a fronte di tanto autoimprenditorialità e tante iniziative positive, personalmente, visto che mi occupo di anziani, sono interessato a creare condizioni di comunità anche tra anziani e in modo anche, diciamo, intergenerazionale. Cioè, però, vedi, chiudo con questa: se tu vai al bar, le persone bevono un caffè al bar in fretta, soprattutto al nord, d'accordo, e non parlano con nessuno. Ci vuole qualcosa che aiuti le persone a dire buongiorno e a dire come va. Allora, lo ha fatto il sindaco Soligo. Perché dico questo? Perché conosciamo Villorba e scopriamo Villorba. Con queste parole, con queste frasi, il sindaco ha capito che per fare questo deve capire chi ci abita. Io ho avuto il sindaco di Ponzano perché io sono dell'idea, sindaco, e lo dico veramente a piena voce, sindaco Soligo, che dovete fare un censimento di chi vive nel vostro territorio. Certo. Che persone sono, di cosa hanno bisogno e come posso aiutarle. Perfetto. Conosciamo Villorba, scopriamo Villorba e gustiamo Villorba alla fine, perché si fa squadra. Perché se noi non riusciamo a conoscere questo, io ho sindaci che continuano a dirmi il mio territorio va benissimo, i servizi sociali funzionano, ci conosciamo tutti, poi arriva la telefonata di quel sindaco e mi dice sono qua sola, abbandonata e non ho la possibilità di uscire. Oppure mi dicono al sindaco, lei ha parlato bene di quello che ha fatto, di quella festa, di quell'avvenimento, io non sapevo niente, sarei venuta anche volentieri. Capisce perché è importante questo messaggio, sindaco, che sta dando questa mattina? Prego. Io da 2 mesi a questa parte ho organizzato il caffè col sindaco, quindi una volta ogni 20 giorni vado in varie attività, bar del territorio, cambiando sempre frazione, e mi metto a disposizione di tutti i cittadini che vogliono fare 2 chiacchiere con me. È andata molto bene, la prima è andata benissimo, la seconda anche, la terza sarà il 12 di aprile, e da lì c'è il contatto diretto con le persone. Tante persone sono venute da me con un fogliettino con scritto quello che per lei ha appena detto, ma io non sapevo che c'era questa manifestazione. Io ho bisogno di capire perché non vengono ad aggiustarmi la buca davanti a casa, quindi hanno un'interfaccia diretta con il sindaco e hanno risposte immediate. Però il sindaco deve fare un passo ancora più in avanti, deve andare lei a trovare le persone adesso, che Mirella, suoi servizi sociali, certo, hanno nome e cognome, non riescono ad accedere. Ma io ci vado, io telefono alle persone. Quando arriva l'appuntamento in segreteria a Villorba non aspettano più di 3 giorni, e se non riesco ad andarci chiamo io. Sì, ma quelle sono quelle che arrivano e che lei deve capire chi c'è, non le conosce. E per arrivare lì, Mirella, bisogna fare rete con le associazioni del territorio. No, perché noi associazioni del territorio, ho avuto un'associazione l'altro giorno che voleva aiutare le persone in difficoltà, un'associazione anche ben consolidata. Quando si è rivolta ai servizi sociali per dire sono qua, come posso aiutare, gli hanno risposto torni a casa perché noi non possiamo dare i nomi e i cognomi perché c'è la privacy. Poi ho sentito la sindaca Barbazza di Cappella Maggiore che ha detto non è vero, perché se si vuole ci si siede attorno ad un tavolo e si riesce di... Allora io non devo essere fortunata a trovare quel sindaco, quell'assessore, quel servizio sociale, io devo avere quello che mi aspetta, certo, di diritto, che è quello di essere conosciuta, perché un nome e cognome, pago le tasse. Oliva. Voce. A partire dalla Lega? No, a partire da quello che vuole, Oliva. No, ma glielo sto dicendo, perché io ho fatto invece l'assessore in provincia e in regione per il Partito Democratico. Sono totalmente d'accordo con quello che il sindaco ha detto, e questo dimostra il fatto che il buon senso è qualcosa che sta al di là di qualsiasi schieramento politico e di qualsiasi progettualità. Io credo che le tante persone che dicono che la politica è una cosa sporca e che i politici sono tutti dei ladri dovrebbero provare ad andare a fare il sindaco di un paese per una settimana, dove si incontrano le persone che hanno il problema della buca della strada, della lampadina che non funziona, o quelle molto più gravi che non arrivano a fine mese, e allora capirebbero come la politica è un servizio
e come dai problemi si esce fuori insieme, non si esce fuori con le individualità, perché solo con la solidarietà e con il confronto e mettendo insieme capacità, competenze, energie e lavoro che si riesce a venire fuori. Infatti ho sempre sindaci, ho pochi parlamentari perché mi dicono che sono sempre molto occupati oppure vogliono l'elenco delle domande, mentre tutti i sindaci ne ho anche 3-4 per trasmissione, perché sono gli unici che veramente riescono a capire l'importanza di confrontarsi con le persone del territorio. Sono anche i pochi che sanno rispondere. Esatto. Adriana da Jesolo, vai Adriana. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Proprio volevo chiedere per il Vai Adriana, veloce. Volevo anche ai suoi ospiti, buongiorno a tutti. Volevo solo chiedere, sono presenti sindaci di città e volevo chiedere se davvero dobbiamo sempre, diciamo, se una spiegazione per pensione di chiedere dobbiamo anche andare da sindaci, o è anche giusto che quello che lavora per pensione, che ti taglia pensione o ti dà pensione, deve dare spiegazione, perché io sono rimasta da novembre 2024 senza pensione e non potevo neanche chiedere, perché sono andata che dicano che il modello 7,30 si deve pagare. Sì, va bene, ma gente deve dire anche. È facile dire per loro che ad un anno guadagnano 30 o 40 mila euro, ma io all'anno guadagno neanche 11 mila euro. Con tutte e due pensioni che ho di straniera e anche quella d'Italia, e con 40 anni di lavoro, e questo non è giusto. Loro devono pensare malo per quelle cose. Molto chiaro Adriana, devo correre perché sono in ritardissimo, sindaco. Beh, guardi, non tutti guadagnano, sindaci guadagnano quelle cifre che ho sentito. No, parlava di parlamentari. Sì, in parlavo generale. di parlamentari. Quelle sono le cifre. Sono pienamente d'accordo con lei, il diritto alla pensione è un diritto e quindi se ci sono i presupposti li deve far valere attraverso appunto gli enti competenti, che è il CAF, che è anche magari i servizi sociali del proprio comune, quindi... Ma non è così semplice, non è facile, io conosco lo so. La storia di Adriana e ha cercato di spiegare, ma non è così semplice come si pensa. Papà, perché c'è questa difficoltà anche per diversamente giovani di approcciarsi anche ai nuovi strumenti? In Australia adoperano questi nuovi mezzi in maniera molto semplice, perché a loro è stato insegnato, noi siamo partiti sempre tardi, io mi collego con l'Australia e non mi collego col Monteo per dire, perché non si sente niente, perciò anche qua sarebbe da discutere, ma soprattutto aiutare a crescere, ecco, come questa signora che ha detto io sono viva. Per essere viva devi anche essere un po' competitiva anche con questi nuovi strumenti. Il primo diritto è quello di chiamarsi come siamo, non giovani ma anziani, perché se mi togli il diritto di dire che sono anziano, togli anche i diritti agli anziani. Essere vecchi non è una cosa brutta, è una cosa, peraltro, un guadagno fatto nel secolo scorso e in questo secolo. Invecchiare oggi, diciamo così, è una conquista della società moderna. Il tema sostanziale oggi non è più invecchiare tanto, ma invecchiare come? Quindi invecchiare bene. Cioè la signora anziana dice sono viva, fammi partecipare. Su questo, diciamo così, non dico è un refrain italiano, però francamente ha ragione il nostro collega del Piemonte quando dice noi stiamo morendo sotto una valanga di carte. Perché anche la digitalizzazione non ha ridotto le carte. Cioè siamo sotto le carte, noi abbiamo il PNRR, da Torino ci hanno fatto l'esempio della Fondazione
formazione, eccetera. Noi abbiamo il PNRR 2.460.000, abbiamo 50 report con 90 domande per ogni report, per ogni acquisto che vado a fare. Ma voi 3 impiegati per ogni acquisto che vado a fare. Dove si può arrivare? E poi dice come fa l'anziano a non capire. Come facciamo noi a non capire? Non Dovevamo l'anziano. svegliarci prima perché un mio ospite ha detto che siamo in Baucai. Allora ecco, ha adoperato proprio questa parola. I veneti si in Baucai. Che non so come si traduca a Torino. Oliva, sa cosa vuol dire in Baucai a Torino? No. Non lo so, tradotto? Tradotto siamo confusi, siamo in stato confusionale, perciò noi diciamo siamo in Baucai, siamo in stato confusionale a tutte le età. Prego Oliva. Essere una sotula, la sotula e la trottola, ecco. Quando hai tutte le idee che girano. Come si saluta Oliva? Veloce perché sono in chiusura. Non ho capito la domanda. Come si saluta perché sono in chiusura? In chiusura, guardi, posso dirle una cosa a proposito del sentirsi vivi. La vecchiaia, quella anagrafica, non conta nulla. Uno è vecchio nel senso negativo del termine, come quando comincia ad avere più malinconie che sogni. Se uno si sente vivo vuol dire che continua ad avere dei sogni e bisogna aiutarlo a continuare ad avere. Grazie a Francesco Stoligo, sindaco di Villorba, non ho più tempo, grazie al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA, grazie a Gianni Oliva, storico giornalista, presidente di questo bellissimo conservatorio, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salsicce con verza e patate. La verza o cavolo verza, Brassica oleracea sabauda, detta anche cavolo di Milano, è un ortaggio di origine antichissima ed è coltivata soprattutto nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale. Viene utilizzata prevalentemente cotta per la preparazione di minestre e zuppe. Ingredienti per 4 persone: 8 salsicce, una piccola verza, 4 patate, mezzo bicchiere di vino bianco secco, aceto, mezza cipolla tritata, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Sfogliate la verza, tagliatela a listarelle e ponetela in una casseruola. Tagliate a dadini le patate che avrete fatto bollire precedentemente in acqua salata. Fate rosolare le salsicce in padella con un filo d'olio. Bucatele con i rebbi della forchetta. Quando sono colorite, tagliatele a metà per il lungo. Spruzzatele con mezzo bicchiere di vino, un dito di aceto e completate la cottura facendo restringere il sugo. Fate appassire in una padella il trito di cipolla con 2 cucchiai di olio. Versate la verza scolata e le patate a dadini e fate insaporire.
Amalgamate la verdura con le salsicce e lasciate stufare qualche minuto. Regolate di sale, pepe e servite. E buon appetito!